Signore e signori, buonasera. Come di consueto, ci troviamo qui numerosi per assistere ad uno spettacolo teatrale con il quale potremo trascorrere delle ore piacevoli e spensierate. L'associazione socioculturale tra palco e realtà, con l'omonima compagnia, stasera metterà in scena un altro dei grandi capolavori di Gaetano Di Maio, intitolato Gli asciutto pazzo parrocchiano, commedia in 2 atti con la regia di Pasquale Catena. La storia della commedia si svolge in un piccolo e tipico sito contadino, dove credenze popolari e misticismi sincretizzati di superstizioni e religione fanno della gente una bandiera al vento. Il nome di questo piccolo paese è Pietrascura e ci troviamo nella casa di Don Sandro, parroco del paesino, della sua indomabile perpetua Donna Rosa e dell'esilarante sacrestano Modestino. Don Sandro, con ogni mezzo, combatte scaramucce, litigi e difficoltà dei fedeli, provando a consolidare la loro fede, operando spesso con ingenui sotterfugi e finti miracoli. A complicare le cose e a mischiare le carte, però, saranno il sindaco, un avvocato mangione e una baronessa con famiglia al seguito, una maestrina ragazza madre, contadini e altri personaggi paesani che, tra contrasti e mezze verità, porteranno quasi alla pazzia Don Sandro, facendo tuttavia smuovere le coscienze di tutti e facendo emergere i peccati commessi dalla gente del paese. La situazione richiederà addirittura la presenza del vescovo, che nel tentativo di indagare sul miracolo arricchirà un finale che farà sorridere, riflettere, ma anche sperare, in un momento così difficile che attraversa il nostro paese. Prima però di passare alla visione dello spettacolo, è doveroso ricordare una persona che non è più con noi, che ha contribuito alla fondazione della compagnia, donando tutto se stesso, a cui dedichiamo l'intero spettacolo. Daniela, a te la parola. È un onore per me stasera ricordare un componente importante della compagnia teatrale, uno dei soci fondatori, scomparso 9 mesi fa. Sto parlando del nostro Genesio D'Amato. Mi spiace per chi non avesse avuto il piacere di conoscerlo. Uomo d'altri tempi, con sani principi, sempre disponibile e pronto ad aiutare il prossimo. Apparentemente sembrava burbero, non aveva mezzi termini per esprimere il suo pensiero, ma aveva un gran cuore. Lui era un orso buono. Sempre in disaccordo con tutti, ma mai per fini personali, sempre nell'interesse della compagnia teatrale, una persona autentica. La sua generosità la declinava con grande riservatezza, non con le parole ma con i gesti. Il fato, il destino, chissà, hanno voluto 2 cose. La prima è che il protettore degli attori è San Genesio, mentre la seconda è segnata dalla sua esperienza teatrale, iniziata 15 anni fa, con Don Pasquà fa Acqua Pippa e terminando un anno fa con la stessa rappresentazione. Come per chiudere un grande disegno, un disegno conclusosi troppo presto, per noi e per i suoi cari. Genesio voleva fortemente che si portasse in scena questa commedia, nonostante ciò che gli stava accadendo. Ebbene, ci siamo, Genesio. Stasera siamo qui anche per te, che ci guardi, ci proteggi e ti diverti con noi. Siamo onorati di aver fatto parte della tua vita e di averti avuto nella nostra, fieri di averti avuto come attore, come amico, come padre. Ci manchi tanto. Mettiti comodo e divertiti con noi. Gentili spettatori, vi ricordiamo di spegnere i cellulari e di godervi lo spettacolo. E non siate avidi di applausi, forza! Incoraggiamo i nostri attori. Buon divertimento!
sta spa. Come mi fa male sta spa? Come mi fa male? Modestino! Modestino! E che mi avete messo a deposito qua dentro? Un momento, avvocato, un momento! Ma qua mi passa la giornata! Eccomi a fuoco! eccoci. Volevo fare un po' di caffè perché tengo un po' di indosso. Io, indegnamente, ho aspettato la maronna coppa e spazio. E voi capirete che è la maronna pensa. Sì, ho capito, ma Don Sandro Dostauli si è chiamato. Ma non lo sentite? Sta dirigendo il coro dei fedeli nella chiesa. Aspettare! Aspettare! Si da aspettare? Sì, signore, mi sono aspettata. E fumatemi una sigaretta. Fumiamoci una sigaretta. Come avete detto? Fumiamoci una sigaretta. Ecco, bravo. Fumiamoci una sigaretta. A così mi raduro pure un mica non tengo. Se è per questo anche due. Due? Ne Prego. prendo due. Sapete che cosa? Io non mi catto perché muoiono vizi di fumare. Ma poi capirete, ma che cosa puoi mai lucrare? Un misero sacrestano come me incoppano pizze di montagne chiste. Ma voi sapete che faccio? Una me la fumo adesso e un'altra me la fumo dopo pranzo. Perché non avete ancora pranzato? E quella donna Rosa non è venuta ancora a cucinare. E io sto ancora digiuno con tutto che ha gettato a Maronna coppa e spalla. Perché io ogni anno, per devozione, porto a Maronna coppa e spalla. Perché voi capirete, caro avvocato, che la Maronna non ci va. Ma ho visto vedere quanto Maronna pesa. Che state facendo? Come che faccio? Accendo la sigaretta. Ma posate sti cirini nell'occhio, tengo chi sta scendicando che è qualche cosa di eccezionale. Chi sta fa una fiamma che è esagerata. Ma staremo accorti. Io, vado a accorto voi che avete avvicinato, perché? Ovviamente, siete pronti? Io tengo pure i baffi. Così. Siete pronti? E uno, e due, sarà finita a benzina, ma è proprio. Io perciò uso sempre i cerini, perché gli accendini sono traditori. Io avevo tenuto una scatola fino vacanti in casa. Avvocato, non mi dite niente, mi volete dare due cerini? Avvocato. Pure due cerini. Che vi sono due cerini, che faccio che stanno a montare? E uno, e due. Basta. E che diamo, avvocato, siete un ragioniere, due sigarette, due cerini. Avvocato, e datemene qualcun altro, Ecco, non giriamoci, non andavate di fretta, facciamo così. Ascoltate a me. Pigliate mano. Datemi la vostra. E poi facciamo appicciare la sigaretta a me vicino a vostra, così sparagli pure i cerini. Noi. E come sono belle queste sigarette americane. Ma secondo voi, se me ne fumasse un'altra stasera dopo cena, ma mi avesse affamato? Ma che da famare? E allora datemi pure che sa. Sapete che cos'è? Io non mi catto perché vogliono uovizi e fumare. Modestino, non ho capito, ma te stai lavando vizi e fumare o vizi alla catà? E vabbè, ma che state facendo? Come che faccio? Butto il pacchetto. Ma noi datemi a me, chi le viene Don Ma Sandro? se è vuoto! Chi le può sempre servire? Chi le può venire Don Sandro? Vero, pacchetto di sigarette per vacante là, bascia, là dito se rega, ma ci fumato un pacchetto di sigarette sanno sa. Perché non vuole che fumi? Ma che vi devo dire? Quello ha inventato l'11° comandamento. Non sfumacchiare. E che può fare, Modestino? Che può fare? Secondo me la testa di mio cugino, salvando la chienica, non è tanto buona. E mo ci può. Ma avete visto che può fare? Si può mettere un cazzone. Vabbè, ma un canzone è normale. È normale rinda la città. Mica in coppa non vai sia alle montagne chiste. Qui la gente è abituata a vedere il parroco con l'abito talare classico. Vecchi pregiudizi, Modestino. Troglodytismo. E chi è questo? Troglodytismo. Sarebbe a dire cose antiche e cose vecchie. Ah, una specie di sapunaro, ma ci Cosa capisco. sapunaro? Ma poi avete visto che cosa si era messo in testa? Né di meno ci voleva fuggire per tutto il paese. Camarone, coppa e spalla. Meno male che Gesù Cristo se ne è accorto, ha fatto una giovane, così si è accucciato con te, Ho capito. Oh. Io lo sapevo. Queste cosa sono? Cosa sono queste? Sono galline, non si vede. Sono salsicce. Allora che domanda da fare? Ma sono salsicce nostre, mettite a posto. Guarda che ci sta qua. Guarda che... Questa cos'è? Cos'è questa? Questo è vino. Questa è vino. E questa che cos'è? Ma- Cosa sono queste? Cosa... Bene, ma sempre nostro.
Femmarasta, vero? Una volta la Madonna si offrivano solo voti d'oro e d'argento, ma pare che c'è pure un video all'ard. No, che non si rompe, non ne regalo più quello che è fatto con sangue, ci la mano. Eccomi qua. Scusatemi se ho tardato, ma mi sono fatta una zuppa. Ah, avete mangiato senza me? No, signore, mi sono fatto una zuppa per tutta l'acqua che ho preso addosso, Modestino. Prima direi che si era fatto una zuppa e faccio. Mi sono dovuto cambiare in sagrestia. Ah, sì? Modestino, Ditemi. fai un bello caffè all'avvocato, vai. Ah! Oh, Ma che, ma reumatismi? ma guarda ma dici, a spalla della Madonna. E allora è un dolore benedetto, Modestino. Ma guarda dolore benedetto, questo è un dolore maledetto. Che state facendo? Butto la sigaretta ma non trovo... State battendo, scusa. E quante volte che vi dico che il fumo fa male e non si fuma? Oh, bravo Modestino. Roberto, quante volte ti devo dire che è meglio non fumare? Prendi esempio da Modestino. E non lo può capire, oh. E non lo può capire che il fumo fa male. Non lo può capire. Oh. Dunque Roberto, mi volevi parlare? Sandro, io ti parlo a nome del sindaco, della baronessa e di tutti i membri dell'associazione, fino all'umile sottosopra. Poi, tutta sta gente. Ma allora è una cosa grave. Pazzo, ma che ti sei messo in testa? Tu vai a finire al manicomio! E tu invece alla stai venendo, oh, ma insomma, ma che cosa ti piglia? Che mi piglia? Tu lo sai bene che mi piglia a me, lo sai bene! Che saccio, Roberto, che saccio. Oggi poca gente ha seguito la processione. Stanno perdendo la fede, Roberto. Questo è quello che saccio. E tu per salvare la fede ti vuoi mettere a diventare i miracoli? Io? Sì, tu Sandro, parliamoci chiaro. In questo paese accadono troppe grazie della Madonna. Ricordati che qua non siamo a Lourdes, qua siamo a Pietrascura. E qui la Madonna non ha diritto di cittadinanza, vero? Sandro, non pazziamo. Quale grazie? Sei tu che le fai succedere. Io? Ma questa è tanta cretineria, bella e buona, Quanta Roberto. cretineria. Un caffè. Oh, bravo Modestino. Ah! A spalla della Madonna, mangi! Ma che hai combinato, Modestino? Sandro, Eh. ma vuoi la tua vestita? Ma no, pensate che l'era una chiave, che viene ancora una chiave, questo vestito. Roberto, non mi dire niente. Vai in cucina e ci metteremo un poco d'acqua che subito si toglie. Guarda come ha combinato, Sandro. Poi ci vuole un po' proprio Modestino. Modestino, ma che hai combinato? Ma fa piacere, Patti, chi si stanno fare una tazza? A me non mi piace il tipo. Eccola qua la tazza, Modestino, vieni qua. Avanti, Modestino, fammi un favore. Vai in cucina, mettici un poco d'acqua fredda che la macchia subito si toglie. No, ci vuole calda là. No, si guarda che ci vuole l'acqua fredda. No, ci vuole calda. Ci vuole l'acqua fredda. Padre, ci vuole calda perché è fredda. Io mi gelo in mano. Ah, Modestino. Modestino, fammi un favore. Una volta tanto, fai un bel servizio. Ce lo faccio io, servizio, non mi preoccupare. Ah, e che stress, che giornata stamattina. Meno male che non è giovane. E permesso, Uè, medico. buonasera, non so, Buonasera. posso venuto qua alla Bilbao, Chi? come chi, non so, mia moglie Cicetta, con Massando Lazzaro va già fa. Aspetta un attimo, la roba, quello fa. Vieni qua, piano piano, stai tu per chiunque. Vieni qua, vieni. Siedi vicino a me, avanti. Siedi e raccontami tutto, che cosa è successo, medica, che cosa è Che vi successo? devo raccontare? Potrò andare a forza, di denaro da me, per se fa i denti nu. Ma perché si sono spezzati i denti? È caduta. No, non è caduto. Ci spezzai con due buffetti. Ma se lei si mangiasse lo semolino, non so, i denti nu, non l'ho corretto. Ah, medico, quante volte ti devo dire che tu non devi picchiare tua moglie. Tu la sera non devi bere molto vino. E sì, la sera non bevo il vino. E poi non dormo. E la matti giù assai ancora. Ma insomma, che cosa ti ha fatto quella povera donna? Avanti, che cosa ti ha fatto? Che mi ha fatto? Innanzitutto mi fece felice. Ma perché? Perché mi sposai in una maniera. E se fatti in una maniera, mi pare una mezza volta, mi pare. E poi, 4 figli. 3 femmine mi fece, 3 femmine. Ma scusa, mica è colpa sua, no? È colpa sua, è colpa sua. Tenno la smezza sbagliata qua, guarda, tenno la smezza sbagliata in guarda. Uno maschio che tenga caro, come la luce dell'occhio, sta lontano, lo a so. Torino affaticato. Chicchirichi, sono rimasto su, sul rinda luculare, mezzo alle femmine.
Medico. Non sa, io me ne vado alla Svizzera a faticare. Rinda liminì. Io non posso fare niente per te, medico. Ecco. Lo saccio. Aspetta un poco, che lo faccio, che sei tutte lucenti. Ti stavo dicendo, medico. Tu non mi fai completare il discorso. Stavo dicendo, medico, che io non posso fare niente, ma la Madonna può fare tutto. Padre, ma io di miracoli non ci credo. Ma come? Non credi ai miracoli, medico? Ma stai zitto, medico, fai quello che faccio io. Alza la mano destra davanti alla Madonna così. E che era fascista la Madonna? Ma come era fascista la Madonna, medico? Avanti al medico, alza la mano destra e ripeti. Vergine Santa, io... Vergine Santa, io... No, padre, no. Non mi esce, no, padre, c'ho vergogna. Ma come ti vergogna? Medico, ripeti quelle che dico io. Vergine Santa, io ti prometto che non picchio più mia moglie e che resto sempre con la mia famiglia se tu mi fai la grazia di farmi trasferire mio figlio Carmeniello da Torino a Napoli. È impossibile, come dice la San Natale. Ma non signore, ma niente è impossibile per la Vergine Santa. Avanti, medico, fai la promessa, su. Vergine Santa, io... 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 Sottoscrivi tutti che hai tu parrocchiale. Ha fatto un riassunto, ha fatto. E va bene, non fa niente. E nel nome del Padre, del Figliolo, con la mano destra, il segno della croce, con la mano destra, medico. Nel nome del Padre, del Figliolo, non so perché nuovo figliolo. Il Figliolo, dello Spirito Santo, amen. E adesso, medico, vai ed abbi fede. Vabbè. Madre, non mi messa di dire, e poi la va, non ti dico più, non ti dico più. Pronto? Sono il parroco di Pietrascura. Non ho niente, avrei urgente bisogno di parlare con il segretario del cardinale. Sì, mi conosce. Maronna mia, perdono, ma che già fa? Pronto? Non ho niente, volevo soltanto sapere se avevate provveduto al trasferimento di quel ragazzo che vi raccomandai. Ve l'ho da Torino a Napoli. Come? Avete già provveduto? Oh Dio, vi ringrazio, sia lodato Gesù Cristo. Ah, hai sentito? Niente di meno hai scomodato il cardinale. È così che la tua Madonna fa certe grazie, vero? Vabbè, ma cerca di capirmi. Questi sono contadini. Hanno bisogno di vedere ogni tanto un miracolo, una grazia. Se no la fede se ne va, si perde. E questi senza fede sono disperati, Roberto. Sì, capisco. Quello, il vino, è buono. Il lardo è saporito. Vabbè, ma che stai dicendo? Queste sono tutte cose che io do alle famiglie bisognose. Vorrei che mi avesse passato un premio da maggiore. Vabbè, a questo punto mi pare che tu e l'associazione state trasendo troppo in tasca a sette lo premio. Modestino! Sandro, non ti appicciare perché io se parlo. Modestino! Ecco qua, dai, ci fate una da No, grazie, io sto nel poso. E neanche io lo voglio, Modestino, l'hai fatto inutilmente. vabbè. E due. E l'abbiamo subito utilizzato. L'hai fatto. A volte, Modestino, Sì, mi pare. prendi questo vino e travasalo in tante bottiglie. Va bene, Su, padre. Ma qua ci stanno pure in me. lascia stare le mele. Ma insomma, pensi sempre a mangiare, pensi? Ma insomma, ti ho detto, lascia stare le mele. E poi oggi cominciate, che faccio? Ma che ti credi che non ti ho visto stamattina quando ti hanno dato il cambio durante la processione? La gente buttava i confetti dal balcone e tu li raccoglievi e li mangiavi così. Guarda, mi sembravi una scimmia affamata, Modestino. Padre, ma come già fa? Io tengo la malattia quando mi che cosa mangiare e sparisco molto. Ma come tu ti bisticciavi con i bambini? Facevi a capuzzato per darti a per cuffie. E come lo fa? Chi lo fa se non c'è presso me? Che me la mangi? Priscillate? Avanti, porta il vino, Modestino. Va bene, padre. E ne porti una bottiglia alle solite famiglie. Va bene, padre. E poi gli dici che domani gli porteremo anche un poco di frutta
e un poco di lardo. Va bene, padre. Va bene. Scusate, padre. Dite, figliolo. Scusate, padre, ma non posso mai dire qualcosa se ottenessimo per unificare in da chiesa? Modestino, ricordati che Gesù Cristo ha predicato innanzitutto la carità. Sì, però padre, quando Gesù Cristo teneva fame, faceva la moltiplicazione dei pani e mangiava. Ma che dici, Modestino, ma che dici? Padre, ma ci siamo dimenticati quando Gesù andava a cacciare dei pesci? No, ma scusa, la Modestino, fammi capire, ma perché i pesci dove stanno? Come dove stanno? Padre, vieni da là. Lo so che stanno nell'acqua. Allora spiegami perché hai fatto il segno in cielo, avanti. Secondo me sono scemi a dire una cosa che... Allora, no, Gesù Cristo camminava sulle acque. Le acque si aprivano, i pesci dalla gioia saltavano fuori e ecco, va. Modestino, ma che dici, Modestino, ti rendi conto? Padre, che si mangiava a zuppa delle pesci, Sì. o fritturi delle pesci, o bicchieri delle vino, padre. Chi l'era lo Zeus, ma che ne sapete? Solamente sta crestato blasfemo ci mancava. Sandro, io me ne vado, ci vediamo più tardi. Ah, venite. Certo che veniamo. Nonostante tutto il consiglio direttivo, come ogni anno, verrà a vedere fuochi da tutta il nazione. Però ti voglio dire una cosa, Sandro, ti voglio dire una cosa. State accorto perché potrebbe stare anche qualcuno che potrebbe scrivere una lettera al vescovo, capito? Per avere un'inchiesta. Per avere un'inchiesta. Un'inchiesta. Modestino! Oh, ecco donna Rosa che viene. Bene, così di Santa Purezza. Modestino! Oh, padre, tenevo proprio una tenaglia in capo. Padre, mi dovete scusare se chiamava Modestino, ma guardate, quelle le borse mi hanno segato le rete. Oh, ma guarda che cosa avete combinato, donna Rosa. Va bene, non vi preoccupate. Ci metteremo un poco di crema e tutto passa. Meno male. Ma ditemi una cosa, donna Rosa. Io sono molto preoccupato per vostra sorella, come sta? Sta tanto bene. Meno male. Malate rindolette, tutti quanti che servono per una papessa. Padre, permettete che mi assette poco, bruci i piedi. Ma come vi siete detti? Ma dentro c'è il Modestino che sta spasimando dalla fame, donna Rosa. Non poteva preparare qualche cosa pure per me? Mollettino, non potevi preparare qualche cosa pure per me? Oggi buttata la roba come fa? Padre, un'ora diretta. Sapete, oggi sto stanca. Oggi ho fatto una spesa che ho comprato da là alla B. Però avete fatto una spesa esagerata proprio. Padre, ma chi è sto coso? Ma quale cosa, donna Rosa? Questo è l'avvocato. L'avvocato coso. L'avvocato e basta. Vabbè, l'avvocato senza coso. Scusi, mangi con noi? No, io me ne scappo. Meno male. Però vi voglio dire una cosa a Sandruccio. Sandro, state accorta perché ti stai mettendo contro tutti quanti. Quella ragazza, lasciala stare. Padre, quale ragazzo? Padre. Donna Rosa parlo io, seduta. No, padre, mi voleva precisare. No, signore, parlo io, seduta, donna Rosa, parlo io. Vabbè, pure quando mi confesso parlo su lista e mi fa riscere i peccati. Parlate. Ma qual è la ragazza, Roberto? La maestrina, quella che pretende di essere sposata dal figlio della baronessa. Sì, ma Padre, per piacere, la guaglione mangia cresciuti, facetemi rispondere a me a sto coso. con calma, donna Rosa, con calma, mi raccomando, la calma. Scusi, avvocato, tanto per precisare, il figlio della baronessa, per caparra, ci ha lasciato un figlio e latte. È chiaro? E voi un medico studiato non dicere. Sì, ma questo la baronessa non lo vuole ammettere. Per lei questo bambino non esiste. Come non esiste? Padre, per piacere, come non esiste? Il Signore disse crescete e moltiplicatevi. E noi proprio in mezzo alla baronessa a fa sottrazione a moltiplicazione. Insomma, per abbiate questo matrimonio non va giù. Aspettate un momento. Padre, per piacere, facete per mezza parola pure a me. Mezza parola! Va bene, parlate, va bene. Ma Roberto, ma il figlio della baronessa, la ragazza l'ha violata. L'ha violata? Certo. E voi eravate presenti quando l'ha violata? No. Come no, parrucchiano ma te ne va a nero. Donna Rosa! E allora come potete affermare certe cose? Quali prove avete? No, ma scusate, ma che si fanno le fotografie ricordo negli amplessi amorosi? Io mo' tiravo un filmino, mentre qualcuno faceva le zuzzuzze. Donna Rosa! Io vi proibisco di parlare così.
E poi ricordatevi che la baronessa è una donna molto provata. Ah, sì, tutto paese l'ha provato. Donna Rosa, ma che Donna Rosa, voi mi dovete dire chi è che non conosce la baronessa. E cane porcia sanno. E poi pensate alla figlia della baronessa, Ah. che ha perduto la voce in un investimento della macchina. Ah, padre, questo mi è dispiaciuto, voglio sapere. Beh, mo così mi piace quando Come ragionate. mi è dispiaciuto, che ne vedo a finire sotto la macchina per salvare. Povera voglio. Ma che la voce non l'aveva perdere la mamma, no. L'aveva perdere essa. Ma come vi permettete? Ma che sta Luca fa? Donna Rosa, non alzate la voce! Venite qua. Ah. Ma perché gridate? Abbassa voce a casa di un prete! E io me ne vado! No, che sto padre non sta buono. Sandro, però ti voglio dire una cosa, state accorta perché la lettera del vescovo potrebbe partire da un momento all'altro. Roberto, non alzare la voce! Io non alzo la voce! Alzo i tacchi e me ne vado. Ma città che sta buono. Padre, voi mi dovete scusare se ogni tanto dico qualche cosa pure, ma sapete che quando va padrona Lucco cana vai purissimo. Purissimo, no, su lista vai, no, su lista. Allora avanti, donna Rosa, venite qua. Sedetevi vicino a me e raccontatemi che cosa ha combinato questa benedetta maestrina, avanti. Oh, padre, non ha combinato niente, che la voglio. Ma come non ha combinato niente, donna Rosa? Come non ha combinato niente? Se era una ragazza con la testa sul collo, ma non stevo come sta. Padre, ma non ha combinato niente, voi siete prevete. E i previti certe cose non le sanno. No, donna Rosa, lei sanno certe cose, lei sanno. Non le sanno. Le sanno, donna Rosa, le sanno. Vabbè. E adesso vi faccio un esempio per dimostrarvi che state dicendo una stupidaggine. Ecco, allora, per esempio, donna Rosa, allora secondo voi, no? Uno psichiatra, per curare i malati a darci pazzi primis. E chi è che stiamo? Uno psichiatra. Sì, ma chi è? No, uno psichiatra, donna Rosa. Sì, ma che sant'è? Io abbascio da cappello di a San Psichiatra. È normale che non lo non esiste. Ah, ho capito, è un santo straniero. Oh Gesù. Ma chi ha detto San Psichiatra? Oh, ma no, padre, voi ci mettere paura, voi l'avete detto, ma mo. No, signora, donna Rosa, io ho detto psichiatra. Voi l'avete fatta da santo. No, per amore di Dio, è che sono casoro non papi. Donna Rosa, psichiatra non può essere un santo, è una professione. Va bene, padre, non vi preoccupate, Io dico sempre di sì, Non dovete dire sì. Padre, scusate, ma io già dico che cosa? Non dovete dire niente, donna Rosa. Va bene, niente. Come? Niente. Ma che dite? Oh, padre, Gesù, vi avete detto, non devi dire sì, non devi dire niente. Ma non dovete dire niente. Oh, padre. Donna Rosa, io non ho detto non dovete dire niente. Dovete dire niente. Voi l'avete detto un'altra volta, mi facete mettere paura. Ma fate ubriacare pure a me. Io voglio sapere chi mai a me mettere sul psichiatra a mezzo, voglio sapere. Va bene, padre, facciamo una cosa, perché non facciamo a casa? Su, vai. Padre, se n'è andato, mo potete Ma parlare. chi se ne chiude? Oh, che si chiama? Donna Rosa. Allora, donna Rosa, parlate e raccontatemi di questa benedetta maestrina, avanti. Allora, padre, no, un ragazzo e una ragazza, Un ragazzo e una ragazza, beh, sempre di sera, no? lui è il suo problema, la sera. La sera, no? E vedete che sto guaglione, no? Una sera accarezza i capelli a guaglione. Nata sera l'accarezza un po' cuore. Donna Rosa, vi prego. Nata sera reterina. Donna Rosa, calma. E poi vedete che stamane, no? Sera per sera si piglia sempre più conferenze, scende proprio! Donna Rosa! Maria, voi ero pure arrivare. Oh, padre, io mi fermo. Ah, ecco. Ma che la mano cammina, vero? Madonna, perdona. E poi non sapete le parole che si Che dicono. si dicono, donna Rosa? Ti amo. Lo so. Cuore mio. Anima mia. Perché mi resisti? Perché non vuoi cedere? Donna Rosa, io non posso fare quello che voi volete. Io vorrei che voi vi spogliaste. Che voi vi spogliaste dei vostri vestiti e vi metteste nei miei, donna Rosa. No, devi fare un private, no, padre. Io non posso più sposare, donna Rosa. Non posso sposare la vostra causa. Io... Gesù. Guarda qui. Gesù. Che sta succedendo questa cosa? Gesù. Modestino! Padre, che è successo? Ma tu vieni di soppiatto!
sono piatti, sono bottiglie, va! Modestino, Modestino. Chissà quale giorno di questi avrei un brutto castigo dalla Madonna, Modestino. Vino? Sì. Donna Rosa, lo vedete questo vino? Questo era vino rosso. È diventato rosatella, è diventato. Ma quello qui l'avete lasciato in coppa a finestra la cucina, solo il vita coppia, la scagliata Ma come perché... solo scagno vino. Eh. Avanti, Modestino, porta il vino, avanti. Va bene, padre, io porto il vino, Eh. Ma mi raccomando, No, niente, io porto il vino, ma visto mettere a mangiare senza me, Io porto il vino, Guardate a me, Sto andando, Sto ancora qua, A chi se l'aspettava? Donna Rosa, io chiaramente farò il mio dovere, ma niente di più del mio dovere. Io non posso obbligare il figlio della baronessa a sposare la maestrina. No, padre, che la baronessa che sa da convincere, o figliamo! Ah, benedetta donna. Ah, ogni tanto meno male mi benedice pure. Io in questo momento devo stare con 2 piedi in una scarpa, Donna Rosa. E non sapete per il carattere mio quando mi va stretta sta scarpa e quanto mi fa male. Ma purtroppo, Donna Rosa, io ho le mani legate. E va bene, volete fare Donna Abbondio? E fate Donna Abbondio. No, ma che c'entra Donna Abbondio? Ma che cosa ne sapete voi di Donna Abbondio? Una volta, oggi vi state le novelle in televisione. Allora sappiate, Donna Rosa, che io non sono Donna Abbondio e la baronessa non è Don Rodrigo, va bene? Per forza, chi lo Don Rodrigo darà la barba a baronessa dare il baffo, comunque me ne vado. Padre, state una ghiagnazzata che la figlia. Perché ha ghiagnazzato? Oh, a baronessa, padre, me ne va grinda. No, Donna Rosa, adesso voi state qua e tenete la lingua a posto. No, padre, io la lingua a posto, non la posso dire, Ah. perché quando senti certe cose, no, la lingua mi fa come tenesse una patata bollente, fa blu 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 blu. Anzi, padre, fate una cosa, io mettete questo cornicello in piedi. Vicino al crocifisso. Ma siete impazzita, Donna Rosa? Oh, padre, a che la tengo per maluccio? Ma non dite sciocchezze, piuttosto dite una preghiera per quella povera donna. Ah, Avanti. sì. Oh, brava. L'eterno riposo. Donna, presta a lei che ce la sasso poco in base alla mia parola. Si può? Oh. Donna Bianca. Sì, eccola qua. È diventata donna nera? Capisco. Il lutto per il vostro povero marito. Non dicevo il lutto, dicevo nera di dentro, nera di dolore. Guardate qua, sta povera figlia mia. Un delinquente in macchina la investe e quella mi va a perdere la voce. Ma io a quel delinquente della strada l'ho mandato all'elemosina, teneva 3 case, ma l'ho mangiato tutte e 3. E sapeva che aveva di nuovo una voce d'oro, sto guaglione. Va bene, Donna Rosa, ma prego, accomodatevi. Aiutatemi, don Sandro. No, ma solo qui per questo, Donna Rosa. Che cosa, Donna Bianca? Che cosa è successo? Potevo un'altra spina, don Sandro mio. Mio figlio Andrea è stato oggetto di seduzione. Lo so. Mo che la maestrina solo fa sposare per forza. Quello mio figlio si deve sposare la primogenita dei Sellitti. È un matrimonio di prestigio. Soldi non ne tengono, ma è una grande famiglia. Ma io perché devo vedere mio figlio vicino a una bastardella? Madonna Bianca! Noi siamo cane razza, ma non basta la sventura di quella povera figlia mia. E non lo dite ogni tanto, Donna Bianca, che la ragazza si mortifica, si sente umiliata. Ah. Pace bene a questa casa. Oh, Donna Cristina. Don Sandro, ma ci sono voi che cosa l'hanno fatta? grazie. Tutto che voi. salame, un po' di lardo, non sa. E sta siccia che ha fatto mamma. Grazie, fate una cosa, andate in cucina, di là c'è Donna Rosa, consegnatele tutto e vi fate dare una bella presa di rosolo. Non vi preoccupate, andiamo. Oro, incenso e mirra, i re maggi. Portano le offerte per i poveri, Quelli si ingrassano bene, i poveri di questo paese. ma e quanti ricchi naturalmente. I ricchi? E perciò non possono entrare nella cruna del lago. Ehi, ma signorina Matilde, ma che fai? Guarda sempre in te. E alza la testa e sorridi un po', su. Non puoi parlare. E che fa? Sai che cosa mi dicono sempre i mariti, Lo vuoi sapere che cosa mi dicono? Padre, se mia moglie perdesse la voce, la volessi più bene ancora. Ma che fai, piangi? Aspetta che adesso ti faccio un bel regalo.
una bella immaginetta di San Gerardo. No, niente immaginetta questa volta, donna Bianca. Ecco qua, una bella rosa rossa. E invece voi, un parroco che fa il galantuomo con una signorina è una cosa veramente straordinaria. Ecco qua, una bella rosa fresca, fresca come si fresca tu. E l'ha già fatto gli anni più assai, donna Bianca. Ma sapete che penso, donna Bianca? Lo volete sapere che cosa vi dico? Non passa tempo e la signorina Matilde riavrà la voce. Avete inteso? Lo santo sta facendo la profezia. Vedrai che presto tornerai a cantare in chiesa insieme a tutte le altre. Benedetto, benedetto, benedetto per tue parole, benedetto. Vedrai, continuerai a cantare nella chiesa. La maronna ti fa sapone, la maronna ti fa sapone. Hai sentito tu Sant'O? Ma che fa un miracolo. Lo vedi come tutti ti vogliono bene? E alza la testa e sorridi un po'. Avete visto, Don Sandro? Avete visto che tragedia in da casa mia? Un figlio muto, un figlio sedotto e una figlia muta. E con tutto questo c'è gente che difende ancora quella bastardella. Madonna Bianca! Ma a me mi pare che oggetto di seduzione è stata più la maestrina che vostro figlio. Don Sandro, ma voi che ne sapete di queste signorinette moderne? Si mettono intorno come le zecche. Io ti amo. Lo so. Io ti amo. E sono due pure capelli, mo. Io senza di te non posso vivere. Tuo figlio si Io senza di te non posso vivere. Voglio essere tuo. Io ti amo. Lo so, donna Bianca, anche donna Rosa. tuo figlio che sta facendo? Se ne è andato, ci ha abbandonati. Ci ha abbandonati. Modestino! Padre, Ma che stai facendo? padre, sto cercando una cosa e non la riesco a trovare. Non la trovo. Non la tu. Ho portato il vino alla gente bisognosa come avevi detto voi. Vi ricordate poco fa? C'era pure Donna Rossa. Sei pure donna Rosa, Vi ho lasciati soli. Avete visto, Don Sandro? Mio figlio così è. Mi pare proprio una scema. Mi ha fatto complimenti, ma fa. Si fa infinocchiare da tutti quanti. Comunque, Don Sandro, adesso devo andare via. Ci vediamo più tardi per vedere i fuochi. Adesso devo fare tutta quella salita a piedi. Non ho la patente. Ma se volete vi posso dare io un passaggio con la macchina, ce l'ho qui. Veramente dite? Certo, mica scherzo. Avete visto, Don Sandro? Ho trovato pure io della galanteria con tutto che sono vecchia. È come si dice, gallina vecchia. Modestino! Momento, fatemi finire. Gallina vecchia ma nobile, gallina faraone, Vado a mettere in moto la macchina? Sì, aspettami fuori. Sì, vi aspetto fuori. Vado. Don Sandro? Vi accompagno alla macchina. Io non sto capendo niente più. Io sto nascendo tu quando pazzo in questo paese. Gente santa e gente ricca, caccia fuori l'uoccia secca. Gente santa e gente ricca, caccia fuori l'uoccia secca. Donna Rosa, ma che fa? Ah, ma voi ne verrà dagli a cavagli fatto un cano guai. Oddio, è turibolo, l'incenso della chiesa. Ma l'uoccia fu vicino all'uoccia. Donna Rosa, ma voi state in casa di un sacerdote. Padre, aggia fornuto, spirito di razza, vizio di un corpo contro basta. Donna Rosa, io credo che da domani dovrò fare a meno dei vostri servizi. Padre, scambiamoci un segno di pace. E non scherziamo con le cose del rito, donna Rosa. È permesso? Nine, grazie, Nine. No, non so, scusate. È che ho fatto 2 dolcetti e mi sono permessa di portarvene qui. Ah, so che li biscotti che hai fatto stamattina. Bravo, mo fa una cosa, va? Va a portare Nille in da stanza e poi vieni che ragazzi prevede da parlare. Donna Roma, posso? No, ma la donna Rosa, ma che fa proprio qua in casa mia? Ma qua si vede la parola, ma che cosa mi volete far succedere? Padre, Donna Roma, non lo so. no, non ti preoccupare, Nille, va da stanza. No, guardate, Padre, ma ma forse è meglio che me ne vado. Non ti preoccupare, Nille, padre. Dacci, vai dentro! Padre, ma non vi fa bene una luce di questa maniera, ma che facciamo? Abbandoniamo un bocca in uno. Donna Rosa, ma voi che cosa volete da me? Io non posso fare niente, donna Rosa. Niente, padre. Voi sapete che in coppa su pizzi in montagna siete il papa. No, io sono il pupo, questo sì, un pupo manovrato dagli altri, donna Rosa. Padre, mo che è una guaglione, no? E voi mangiate sti biscotti, non facite la faccia brutta, avete capito? E perché hai visto fa la faccia brutta? Ma perché che te non si biscotti? Niente, la guaglione invece ci metto lo zucchero, mi sto sale.
Abbiamo la già mangiare. Gesù, ma voi siete prete, voi mi dovete sacrificare, mica io! Facciamo una cosa, donna Rosa, io fingerò di averne mangiato qualcuno mentre la ragazza di là, va bene? Va bene, padre. Ah, si è addormentato! Ah, meno male, Nine. Però padre, scusate. Che è successo? Donna? Niente, padre, o non l'ha fatta la pipì in coppoletto vostro. Ma che ti pensi, che per mezzo che i previti non fanno la pipì? Nine. Non me li siete mangiati, dolcetto? Come, non li assaggiamo? Quelli sono 14, io l'avevo contato. Guardala poco, donna Rosa. Quella li aveva contati. Chiami a padre, 1, 2, 3. Padre, con me! Ma veramente mi piacciono tanto! Nine, chi le prevede? I previti, le bugie non le possono dicere! Prendetene un altro! Dico, ma voi l'avete assaggiato quando li avete fatti? No, io non li posso assaggiare perché ho fatto un fioretto alla Madonna che non mangio dolci fino a Pasqua. E neanche lei sa quanto sono squisiti. Prendete, padre! No, donna Rosa, sto lì, donna Rosa! Ma dove andate? Sto lì, donna Rosa. Padre, non facciamo capo un po' che sale per di mamma nesta, Ma mangiate! che lo state assai, donna Rosa? Mangiate, padre! Ya! Vabbè, potete che ci fosse costumata. Prendete, padre! Un po' piccolino, capito? Padre, chi sta con me? Che stai meglio che ne prima? Bravo! Nine, mo facciamo una cosa, mo andiamo in cucina e facciamo una bella salsulella con massa e fai tu, Ma lo dato sta la miese però. Non ti preoccupare, padre. Sei svegliato, piange! No, non ti preoccupare, ma chi è vero creatura? Tu da qua, perché si prega da parlare con te. Padre, tu da parlava, che per io non è lei, non vi preoccupate, parlate, padre, parlate. Allora, signorina, ma voi siete una ragazza così seria, così salata, scusate, volevo dire, così assennata. Ma come mai avete ceduto alle tentazioni del diavolo, signorina? Padre, perché il diavolo si è presentato con la faccia dell'angelo. Volete sapere come mi dice? Come vi dici? Io vi amo! Lo Io vi amo! Che sempre venuta a provare! Io nella vita per questo bacio! Non posso lasciare la luna! Io vi amo! Lo so, signorina. Devi saltare da questo amore! Gesù! Tuo figlio! Modestino! Padre! Ma che stai facendo? Che la cosa è prima non altro! Modestino, mi devi fare un favore quando entri, fatti sentire. Sì, la prossima volta sono in campagna. Avete mangiato senza me, Al mangiare, sempre al mangiare, pensi. Chissà quale giorno di questi la Madonna ti castiga un coppo a mangiare. Ti fa diventare tutto cose salate in bocca. Ed io so che cosa significa. Ma non mi castiga a me. Certo, stai attento che avrei un brutto castigo. Io a castigo. Cioè, tu avrai il castigo, mica io. Chi le tiene che lo paga un colpo a castigo? Chi le tiene che lo paga un colpo a castigo? Padre! Che sta? Hai capito perché un creatura piangeva? Perché piangeva? Tenevo un latte un po' su un macello, ma si è liberato. Meno male, va. E ha rovesciato un po' un po' cuscino mostro. Ma non vi preoccupate, si sente solo pochi puzzi di formaggio. Padre! Padre, e che potremmo fare? Come che potremmo fare? Di spaghetti vogliamo, stiamo a mangiare. Oh, vero, modestia, me la fai? È permesso? Tu! Ma potete mangiare? Qualcosa che non va a fare, sapete che cosa dovete far succedere? Padre, io voglio dire soltanto 2 parole a quella signorina. Io non le voglio sentire, io ti odio! Ninetta, io non sono un uomo libero, io sono uno schiavo. Baroncino, vi prego! Vi prego, non sa, vi prego! Ma non ci accomodatevi! Qualunque sia il mio atteggiamento, voglio che tu sappia che io ti voglio bene. E dillo a questa sedia che ti crede più di me! Coppo calmo! Ragazzini, coppo calmo! Ninetta, ma lo vuoi capire sì o no? Io, senza il consenso di mamma, non posso muovere nemmeno un dito. Rito! Ma là di cosa potete muovere? Donna Rosa! Per piacere, Donza! Quando avete fatto un faccio con la guagliata per messa a mamma, non l'avete scelta? O sapete quando la faccio venire da volta quella là? Quando venite con zii, cazzi, e con tutta la razza presa, e tu vai dentro! Anzi, sapete quando la faccio vedere? Quando si preme dove dà la benedizione sull'altare. Sì. State buono,
Baroncino, non mi costringete a mettermi fuori in malo modo, baroncino. No, padre, io non me ne vado nemmeno a bastonate. Io la devo vedere. Ma avete già parlato, che cosa volete dire di più? Che le voglio dire? Io ti amo, ti amo. E che stai troppo! Il nostro è un amore impossibile. Ma non l'uomo! Io ti amo, ti amo. Vieni qua, bobbolone mio, sfogati un po', su. Chi stava a fare una Sfogati un proprio? po'. Urrite per sciogliere una fattura. Io ti faccio lo stregone. Sì, non sa, currite. Stai succedendo, una disgrazia, grossa assai! Ma che sta succedendo? Padre, currite a domani alla rossa subito. La via di un buttiere tanto io. Le cucine una Maddalena la fattucina. La fattucina? Sì, currite. Ma sì, ma aspettate un momento. Sì, non sa, currite. No, Cosa succede? No, c'ha fatto la fattura. la fattura, buona Sì, città. no, Una volete tutte le porcette. Sì, non sa, curite. Scocca succede un purcellicino. Cosa Modestino! Non ti devi muovere di qua, devi stare di sentinella. Per nessun motivo il baroncino deve vedere la ragazza, capito? Non si deve incontrare! Ti vai a sciogliere la fattura! Ma qua fattura! Vengo subito! Non vengo! Ma vengo subito! Come facete? Ma che riesce a fare? Ride in capaz! Noi non abbiamo ancora mangiato perché quelle tornano... Oi, a dove? Devo aspettare! Non avete sentito cosa ha detto Don Sandro, no? Baroncino! Carcera cameriera, carcerata! Non corre chiusare da sti cancella! A che questo cuore addosta! Ma non la taretta a Don Sandro! Ma sapete che vi dico? Non ci pazzare! Fumatemi una sigaretta, va! Fumatevelo tutto quanto che hai luce te! Ah, grazie, siete gentile. Vabbè. Ma questo è vuoto. Ma come fu? È vuoto. È vero, chi si guardate che succede quando uno sta sempre a offrire sigarette? Beh, ma come esci? Gesù, te la offro a te. Grazie, sapete che cos'è? Io non mi catto perché voglio uomini e fumate, capite? E poi capirete, io posso sempre un piccolo saggio. Modestino, chi è che piange? 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 Ho finito la macchione, che faccio? Modestino, è mio figlio, lo devo vedere. E dove? Poi, le sigarette! Le sigarette! Le sigarette! Le sigarette! Sigarette? Sigarette? Io non stavo pensando a un figlio pensi alle sigarette. Ma che sono rimasto solo? Dolcini! Ma oggi capite perché Don Sandro non tiene mai fame? Perché se mangi i dolcini o furbacchione? Non vi muovete! Non vi muovete, Donna Rosa! Faccio da me! Dove andate? Dentro! Voi volete andare dentro perché volete incontrare con il baroncino? Ma quando mai Modesti sta il bambino che piange? Come sei bambino che piange? Sei il bambino che piange? Il bambino che piange. E vabbè, sei il bambino che piange. Andate dentro. Grazie. A lui. Forza, andate. Bella! Bella, tu sei qua al sole, bianca più della luna. Modesti, oggi sono tu non le chiami, era guagliona rossa. Come ora faccio una cosa. Chi le caso ma i baroncini, quelli possono entrare anche dalla finestra della camera da letto. Le baroncine traseva la finestra la camera di Le baroncine delle... Allora, Dica. voi mi dovete fare un piacere assai grosso. Io devo andare a fare un servizio impellente dentro e voi a capo un vadamolo. Non vi muovete. Ma perché per andarci indietro? Perché io quando vado dentro alla cucina, no? Io vado sempre a retromarcia, ti capi? Subito vengo, andrò, con voi. Oh, ma che sto non sta buono. Ma lo vuoi capire o no? È da bambino che sto cucciando le rivelazioni di mia madre. Ma che è? Un guaglione da una voce ho. È mio, capisci? È figlio soltanto a me! Modesti, vuoi farci un po' secondo genere senza permesso da mamma? Non vi preoccupate, Donna Rosa! Lui non se ne vuole andare! E ora me ne vado io! Ora vi libero tutti quanti! Mi vieni qua, non vuoi la frittone lì, e voi uscite fuori! Anzi no, uscite dentro! E allora vieni mamma e mi trova qua. E allora uscite fuori! Modestino! Modestino! Ma non è caso uno che corre appresso!
Io non me lo merito, hai capito? Non me ne fa che sta bene, giù, la prossima volta c'ho porto vino e bisognoso e non mi arrabbi niente più. Però ti preoccupare, non mi abbandonare, non so. Modestino, ma dove vai? Dobbiamo mangiare. Ma che mi mangiare? Che la marana ce l'ha con me. Hai bevuto? Pazzo, tu finisci alcolizzato, finisci. Io finisco a colare. Che la marana ha fatto miracolo al contrario. Perché? Perché ha fatto miracolo tutto al contrario. Mi ha fatto andare tutto a mangiare salata in bocca a me. Ma io giù. La prossima volta che ti porto coppe e spalle, io ti vengo in terra. Ma non ci battezza, questo sapevo pure vomito la messa, si beve. Oh, padre! Il baroncino se n'è andato? E corso! Meno male. E corso a presa a guaglione. No. Io devo uscire da questa situazione, io non ce la faccio più, donna Rosa. Oh, vero, padre, perché ingegniamo? Stiamo sempre chiusi capito. Io non posso stare sempre con 2 piedi in una scarpa. Devo reagire, donna Rosa. Oh, vero, padre, che facite? Che faccio, donna Rosa? Me ne vado da questo paese. No, ma che è sto? E niente, un carrettiere che fermava un cavallo. E allora sappiate che a me non mi piace quando fate questo versaccio del carrettiere, va bene? Ma perché femmine non si possono fare prevete? Benedetta donna! Però ogni tanto mi benedice pure. Ma lo volete capire sì o no che io non posso fare niente? Vogliono scrivere a vescovo, vogliono aprire un'inchiesta sul mio conto. Padre, ma avete fatto qualcosa? Beh... E che è mo sto versetto della Pagurella? Insomma, dicono che io invento miracoli, che faccio credere ai contadini cose che non sono vere. E voi veramente l'avete fatta? Beh... Nata da Pagurella, mo! Va bene, donna Rosa, lo confesso. Qualche volta l'ho fatto. Maronna, padre, che cacchio avete combinato? Io l'ho fatto soltanto in fin di bene, donna Rosa. Va bene, cancellate quello che vi ho detto. E andiamo di là. E fatemi una bella tisana che mi faccio un mal di testa che non mi regge. Ma così vi conversate voi con me, no? Buonasera. Ma qua non c'è nessuno. Siamo in anticipo per i fuochi, è ancora presto, donna Bianca. Don Sandro! Ma non c'è nessuno. C'è questa donna antipatica. Comunque, il nostro destino è quello di restare da soli. Robè, come dice poi? Non lo so. Come dice Daniele? Sì, ma calmatevi. La carne! Sì, ma la carne! L'unico piacere della vita! Buonasera! Buonasera! Don Sandro mo viene, sta mangiando un boccone. E che facciamo? Saliamo subito in terrazzo? Sì, così vi porto il caffè come 2 uccellini. Tanto la serata lo promette bene, Caro sindaco che ci onora! Non mi chiedete di fare discorsi, Io sono qui solo per i fuochi. Non mi chiedete di fare discorsi. Ma chi lo sente a Cristo? Celeste? Sì? Hai visto il tuo fidanzato? No, donna Bianca, non l'ho visto ancora. Ancora con questa donna Bianca? Ma quando è che mi vuoi chiamare mamma? Oh, ma solo dopo sposata? Ma guardate che combinazione. A sto paese ne fanno di tutti colori. Bianco, celeste. Capita, d'altronde anche voi vi chiamate Rossa e secondo me pungete anche bene. No, barone, a Rosa non tiene Piero, poi gnacchi a tocca. E forse a voi vi tocca lo stesso? Sì, ogni tanto mi toccano pure lo stomaco. A me invece toccano i nervi. E pigliatemene pochi bromuri, che non mi fa bene. E poi chi è che vi tocca lo stomaco? Forse qualche peccatrice che conoscete? Qualche faccia rossa che va in giro per il paese? È meglio faccia rossa che faccia tosta. Tosta? Qua in paese non ce ne stanno molte. No, ci stanno e che si accamuffano. Io conosco solo signorine per bene, che si sposano con tanto di velo bianco, pulito e sacrosanto. E non sono fabbricanti di figli a tradimento. No, baronetto, e figlie non si fanno a tradimento. E figlie si fanno faccia a faccia, corpo a corpo. E proprio a me una mammarella con un figlio vale più certi signorine per bene. Pigliate tutto assieme, lo sciocco che tengono in coppa un cappellino, fino e sotto e solo le scarpe. E mo barone ratemo permesso, va a fare caffè.
ma che se chi ce l'avevo? Aspetta, e non è chiaro che ti ce l'aveva. Sindaco, ma mio marito è commerciante di carne. Eh. Quando mi secco, certi sottiletti, non ne capisco. Elvira, sottigliezze! Oh, Sindaco, voi che sapete così ben parlare? il discorso della Bianca? Sindaco, ma vi pare, coi nervi che tengo, mo mi sento un discorso. Fate capire voi a Don Sandro che l'immigrania mi ha costretto ad andare via. Un momento, donna Bianca, ma a casa veniate voi o ce ne amo tutto quanto? Non ho capito. Ce ne hanno veniato. Questo è male. La gente, care signore, ci deve vedere tutti uniti, come ogni anno, su in terrazzo a goderci i fuochi. È più fuoco che le deve chiesto. Scusate, baronessa, ma noi abbiamo formato un capolavoro politico. Sapete che mi dice sempre mio marito? Che Arlecchino con tanta pezza colorata, scusate, un vestito, e noi a baronessa, con tanta finta politiche diverse, avevamo fatto una giunta comunale. Ma non vedete che bellezza è giunta che avevamo combinata? Oggi parlato buono, sindaco? Senta, amici, se stiamo zittare meglio. Ah, insomma, ma che cosa vogliamo far capire alla gente? Che siamo in disaccordo tra di noi? Ma avessimo a fare figure pulcinelle, ca? Ma ha ragione l'assessore. Stavolta hai ragione, assessore. Facciamo una cosa. Sali in terrazza. Che a Donna Bianca la convinco io. Va bene. Speriamo che non ci dobbiamo intossicare il lieto evento. Ah, scravata. Donna Bianca col vostro permesso. Celeste. Ma non che se n'è nata, Bianca, in nome dei nostri antichi trascorsi, Bianca. Acqua passata. No, Bianca, non è acqua passata. Sai, Bianca, per me ancora oggi ho fatto un sogno, Bianca. Ho sognato che ero morto e che tu mi portavi dei fiori. Che brutto sogno. Erano fiori di carta, Bianca, finti come il bene tuo per me, ma erano veri, freschi, bellissimi, come il bene mio per te, Bianca. Bianca, dimmi, Bianca, ti ho convinta. Sei un maledetto seduttore. Ecco qua. E ora mi toccherà chiedere scusa alla baronessa. Ma che credete? Che anche io certe volte non vorrei prendere a calcio certa gente, donna Rosa. Ma bisogna reprimere i cattivi impulsi, donna Rosa. Padre! Modestino! Hai saputo la voce e ne è scappata laggiù. Ma come tu stai parlando? Ah, sì, sì. Padre! Ma che è successo, Modestino? Che è successo, Modestino? Padre, io ti ho fatto un guai, non sa sa. Lo guai, come hai fatto lo guai? Che hai fatto, Modestino? Per essere confessione, sono deciso tutto qua. No, no, ma sei in confessione, ma parla, La gemelata sotto, la gemelata sotto. A chi? La gemelata sotto. A chi? La figlia della Bianca. La muta! Però secondo me non la gemelata lo Ah, meno male, meno No, male. perché quando uno mena una sotto, uno se ne accorge. Se stai guidando meno una sotto, uno se ne accorge. No, non la gemelata sotto. Meno male, va. La c'è solo sciattata, facciamo. Oh, Ma allora è morta, è ferita! Ma qua morti, chi ne morti mica a Lucca? Ne a Lucca perché la maniera, madonna mia. Non è muto. ma dove è successo? È qua fuori, padre, è qua fuori. E quando lo dicevi? Si è morto, non può sapere niente. Ma io dico che è scema macchina, non l'hanno portata! Vabbè, ma adesso... Signora, contento ce l'avete con me. E non ce la fai niente, perché quando non che nel bagno in galera tengono un po' curino scomodo che mi ha mangiato qualcosa. Ma chi sta pensi, sai come mangiare? Evviva! Evviva, ma non si manda nave! E buttate un po' niente da Mamma! Avrà ragione lo scemo, che si parla? Così perse la voce, così l'ha ritrovata. Così perse la voce, così l'ha ritrovata. E non sto capendo niente più. Donna Donna Rosa, non dite niente alla baronessa.
Un'emozione così potrebbe farle male. Può perdere la voce pure essa. Anche peggio. Oh, ci va chi bombò? Donna Rosa! Venite qua, glielo dico io, piano piano glielo devo dire. No, padre, c'è una botta secca a Non si involvono, glielo dico io, piano piano si dice, donna Rosa, piano piano. Ma. È permesso? Donna Rosa, per favore. Ci possiamo riposare un po'? Prego, accomodatevi, accomodatevi. E ci siamo intossicati pure i fuochi. Buonasera. Ma che bella compagnia che c'è qua stasera. Buonasera, brava gente. Ma qualcuno di voi ha visto mio figlio Andrea? Quello è delicato, ma mi prende una bronchite. Ma chi lo dottore? Sì. E come no? Stai dando un bel maestrino in mezzo alla piazzetta. E come stanno bene insieme, e che bella coppia! Non è possibile! Sì, è possibile! Oggi mi sta abbracciando stritto! Non sentire, sono calunnie! Sindaco, amici, fate qualcosa per questa povera madre infelice! Ma arrabbiata, ma perché va arrabbiata? Ma che non stavano facendo niente di male! Se passavano sulla menda! Zitti! Bianca, pensa al tuo cuore, Bianca, chiedi. Cuore, quale cuore? Chiedi. Questo è un figo d'India piena di spine! Ma quando è che potrò liberarmi di quella rispettabile signorina? Signorina all'anagrafe, perché che ne modelano un figlio? Noi non lo sappiamo e non lo vogliamo sapere. Per noi quel bambino non esiste. Donna Bianca, stasci rimanendo! Matricida! Amici, sindaco, aiutatemi! Già tengo la sventura di quella povera figlia mia che mi ha perduto la voce! E poi per una sventura che sta facendo stu poco, voi siete femmine e chiesa. Fate un voto alla Madonna, che fate dare il nome a questo bambino innocente e la Madonna fa venire la voce a vostra figlia. Facete lo sto voto, donna Bianca, che la Madonna vi aiuto! E va bene, chiamate Don Sandro, può darsi che fa nato miracolo. No, lo dovete fare qua davanti a tutti quanti. E va bene, Madonnina mia, fai venire la voce a mia figlia e io farò sposare la maestrina e farò dare il nome al bambino. Ciao, Donna Bianca! Avete ragione, Don Donna Bianca, Don Sandro. state calma e distesa. Ho per voi una grande, bellissima notizia. Parla a tua madre. Mamma! Si è avverata la profezia di Don Sandro! Cara Chiagnazzara, ti scrivo questa seconda lettera anonima perché sono un'amica che ti vuole bene. Ha già fatto succedere la guerra civile, ha già fatto un battaglione dei carabinieri, di Dio, ha già succedere. Don Sandro, tu sai? Almeno avessi detto buongiorno. Sì, buongiorno. Donna Bianca, accomodate. Piano piano. Calmatevi, un minuto solo e vi passa la panna, piano piano. Voi ti chiamate Don Sandro? Don Sandro già sta esse Modestino in coppa a due cecca rosse che sta morendo. Donna Rosa, noi dobbiamo parlare urgentemente. La povera baronessa sta molto male. Maronna, la baronessa sta male. Eh. Come mi dispiace. È che stamattina mi sono alzata, sono scivolata e mi stavi spezzando una gamba. Ma guardate, che le sei alzata, è scivolata e stavi spezzando una gamba. Ma perché allora avevano dato la cera al pavimento? Non vi mettete paura. Ma perché? Che si mette paura? Donna Rosa, la baronessa è molto impressionabile. Qui è arrivata una lettera anonima. Donna Rosa, anonima. Vabbè, significa cercando là che devo pagliare, ma perché che sta scritto in questa lettera? Ah, ma voi lo volete sapere? Cara Chiagnazzara, Chiagnazzare a me, chiagnazzare a me.
hai ricevuto una grande grazia dalla Madonna che ha fatto tornare la voce a tua figlia. Ora mantieni la promessa che hai fatto, se no passerai un cuore di guai. Mamma mia! Che c'è di da fare? Mantenete la promessa! Vada bene, dice questa persona. Una donna fece un voto alla Madonna e non lo mantenne. Ebbene, dopo un po' di tempo si comprò una stampella perché si paralizzò la gamba. Mamma mia! Ma calmatevi, donna Bianca, ma che vogliamo credere a queste cose? No, guardate, a certe cose ci credo. Sono tutte fesserie! Quanto ci date sto compagno di Vasset? Ma insomma, ma no. Dopo un po' di tempo, continua la lettera, la donna buttò via la stampella. Era guarito? No, ma si comprò una sedia a rotelle. Perché si paralizzò pure l'altra gamba. Non c'è niente, aspettate che la lettera ancora non è fornuta. Perciò, cara Giagnazzara, mo che ti... Senti che sta scritto proprio la parolaccia, ma sta scritta bene? Sì, tornerò, quella sta scritta benissimo e pure in napoletano. No, le pensieri che le hanno scritti si esaminano leggere. Perciò, cara Giagnazzara, eccetera, eccetera, paga il tuo rebbe della Madonna e guardi del coscio. Amen. Maronna, a me queste cose mi fanno venire i brividi nelle vene. I brividi? Tornerò, ma quali brividi? Quella la ragazza è stata investita per la seconda volta. E i brividi? Sindaco, siate breve! Io sto morendo! No, a me morto mi fa un'impressione. Ma perché? No, perché mamma mette la scuola, ma fa un casino, no. Donna Bianca, non avanzate, parlate con Matilde. Matilde, scusami, stiamo facendo tutto questo per la salvezza di tuo fratello. Sei d'accordo? Mamma, io... Parla! Parla! No, non sono d'accordo! State zitta e per la voce, fate scendere la lingua in canna! Cavassallaggio le dice a me, né? Donna no. Passa l'angelo e dice a me, ma non è possibile. Ah, si potesse sapere chi è stata, almeno me lo passa una preda coppo stomaco. Perché che ne stai chi ne prete in coppo stomaco? Il primo che l'ha investito lo manda in galera, a chi sta addirittura mandasse in galera. Ma chi è stata? Ma che ha potuto essere? Oh, Modestino, oi. Ma chi? Io non faccio niente. Ma che rei, t'aggi visti venire e t'aggi chiamato, c'è Carossa è morto. Niente ancora, ci sta facendo perdere solo Dio. Ma secondo voi mi facevano la voce a vogliolo? Io me lo facevano merito. Che dico? Ma aspettavo una medaglia d'argento, no? No, che ne darete oro perché t'accerevo prima. Oh, ma che pulita me! Io vengo a campare il mondo di una e morte fame, ma che date troviamo? Non ti preoccupare, mo se ne va il sindaco, la baronessa ha già preparato un cane e prepara pure a te. Ma ci ha mai spartato io, guarda, vero? E si capisce, ognuno da noi sicchi suo. Ma perché mangi dosi? Ma che ne sai, sicchi, se chiede, come si chiama? Ma che stiamo a spiare? Comunque non mangi mai. Basta che mangi. Modesti, senti, ma tu ti avessi a dormire? No, Modesti, da dormire. No, perché tu quando ti dormi fai la musica. Io? No, Modesti, vieni da dormire. No, no. Non ti preparare e non ti a dormire. Sì, non vi Ma mi capite buono, È Modesti? benissimo. Nene, dicendo pure tu, che non si addorma. Matilde, ma non ti senti bene? Fai sentire qualche cosa! Fai sentire qualche cosa! Scende, da vogliono rubarmi giù! E ci sotto la macchina. Matilde, ma stai piangendo? Celeste, questa non parla più! Maronna, ma è passato l'angelo, è passato l'angelo! E da volta tornerò, ma ricominciamo con l'angelo da volta, ma non è possibile. Ma la vuoi dire mezza parola? Eccoci dare su compagno di Vasset! Su, dai una voce! La voce che parola oliva? Che le baronessine era la voce di Puparola Oliva. Giusto, chiedo scusa. È baronessina. E allora facciamola cantare una bella canzone. Sì, attacco io. Bella! Pompieri! Ma quali pupieri a baronessa che sta cantando? State zitta una pompa! Matilde, canta con me. 1, 2, 3. Bella, tu sei qual sole, bianca più della luna. Bella, tu sei qual sole, bianca più della luna. Ma che ti dà capa fresca? Ma che state facendo varietà ancora? Mamma, io non è che non posso parlare, è che non voglio parlare, mi viene da piangere! Come per le chiagnalzare con la mamma! Beh, arrestano un buffettone. Bianca, che non è una notte
si può venire anche un martello che sta maniera. Oh, stamattina il sindaco ce l'ava con me, il mamma la cassa attaccata, e dico le preghiere. Celeste, ma quale preghiera dice questa? Oh, non vi preoccupate, rego e pace, l'eterno riposo. E ammannazzi. Non abbiamo, non l'avete detto, ha parlato con Matilde, parlato. Scusami, Matilde, se sono stata scarbata con te, ma tu quasi quasi pare che parteggi per quella. Per Ninetta? Zitta, per me è quella. La signorina quella ha un bambino! L'avete sentita? E come una cacciata che la piezzelengua. Io l'ho capito. Qua sta il fatto. Forse dovevo tenere un bambino pure io. Allora sì. Avrebbe ma succursale l'annunziata. Ma Celeste Stellitti il bambino non ce l'ha. E un presepe non può fare. Celeste Stellitti si sposa con tanto di velo bianco, pulito e sacrosanto. Sì, ma a volte anche il bianco può macchiare! Matilde, tu ti fai venire qualche cosa? Amen. Chiedi subito scusa. Amen. Ma dove vai? Io me ne vado, perché io qua dentro mi sento come una farfalla chiusa in un'ampolla di cristallo! Permettete! Mi sento male. Mi sento male. L'olio. Presto, donna Rosa. Dell'olio, presto. Olio, aceto, donna Donna Rosa! Rosa, dell'olio, che c'è d'aceto, dell'olio, che c'è d'aceto. E cada panzalata? Ma quale olio, quale aceto? Io parlavo dell'olio santo. Sto morendo. Amen. Un poco d'acqua. Presto, donna Rosa. Dell'acqua, presto, donna Rosa, dell'acqua. E cada fa? Oh. No, per bene. Non si fa così, va bene. Oh, non abbiamo, fate le corna! Chi è che serve nel corno? No, perché ci sta mio marito. Fatemi scendonare, corno. Che fai che la faccia? Che cosa sta alludendo? La Elvira, pensa sempre al alla messaggio. carne che vende il marito, il commercio del marito. Vittoria, ma loro lo sanno. Il mio marito vende mucche, capre, buoi, insomma, come mia c'è corna, goppe, corna. Sì, ma corna mai però, Sono venuta per sapere che si dice. E ce lo dovete dire voi che venite da fuori. Buongiorno a tutti. Oh, avvocato. Donna Bianca. Novità? Novità? Chi in questo paese ha reputato? Ognuno che tiene qualche cosa, spera a fornire sotto una macchina. Ne volete una? Oggi contratto rozzo per il marito. Se io pataterno mi facessi a fornire sotto una macchina, perlomeno mi salvasse una coscia. A proposito, donna Bianca, ho appena visto la maestrina con vostro figlio Andrea. Nerone, chiamatelo Nerone, quell'assassino. Avvocato, era Nerone che uccise la madre? Ma chi? Peppo Niro? No, chi la mamma Peppo Niro non muretto con tifa. Ma che stanno parlando di mitologia? Ma Rovitto, ma chi è che sta signorina conosco? non la conosco, benissimo. Ma sa che faccio, Vittorio? Vado a trovare un momento l'amico di mio marito, Gaetano. Ah, Così mi porto per due freschi. ecco, ma tu Gaetano. Avete sentito l'assessore? Tutto il paese è convinto del miracolo. Certo, dopo la profezia di Don Sandro, quando prima la ragazza riavrà la voce. E noi passeremo per miscredenti. E alle elezioni perderemo voti a non finire. Ma noi, cari signori, noi siamo il sale della terra. Svegliarsi! Sì, ma caro sindaco, ma ci sono io che non sono il sale. Io sono il pepe della terra. Quello che pizzica in certi posti e dà la sveglia a chi dorme. Sveglia! Ma che vuole morta qui si può farci fare su? Ma che vuoi? Senza i miei voti vuoi dire che... No, avvocato, no. Non ci siamo proprio, perché voi alle elezioni non siete andati bene. E allora, senza i nostri voti, voi la giunta comunale la fate col cavolo. Ma io voglio solo aiutare Donna Bianca ad uscire dalla manovra truffaldina ordita a suo danno. Oh, è arrivato Perry Mason. Silenzio! Ecco.
Avvocato, parlate. Dunque, amici, stavo dicendo... Sindaco, Ma è no. morta Ceccarossa. È morto Ceccarossa. Bella donna, alta, bella, non che era una colonna. Ma come che una colonna che la maniera auta morì e una colonnetta da rimane qua. Ora quando è brutto Malù. Sindaco, vogliamo dire un equiterno per Ceccarossa? Certo, signori, recitiamo un requiem materno per la buonanima di Ceccarossa. Ma certamente, indegnamente. Naturalmente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'eterno riposo dona loro, signori, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, signori, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, signori, e splendi ad essi la luce perpetua. Ma come sto dormendo come ti dicevo che non è eterno immagino a me, ma state buono! Ma è morta Ceccarossa! A sapà maronna! Ah, chi non capisce niente! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Avvocato, riprendete il discorso. Modestino, Poi, siediti, vabbè, uno per dire siediti, ha da fare tutto sti po'. siediti, siediti, siediti. Come? Siediti. Provate a dire normalmente Modestino siediti. Modestino, siediti. Mi sono seduto. Facile. Dunque, Com'è bello, ma è scioccolone! dunque, io faccio... E baccetta! A richiesta, dove sta Zazza? Siamo faciti un po' come piazzate, stanno passando a me. Silenzio, niente affatto, silenzio. Dunque, io faccio... Ciccio formaggio! Ma che ciccio, che formaggio? Che ciccio e che formaggio? Donna Rosa. Dunque, io faccio una... Già, ma capita fa? Satario non lo fa sempre il stesso posto, non facci tenere. Capita fa? Modestino, questa è una riga ciceroniana! È una riga ciceroniana! Vabbè. Dunque, io faccio una semplice domanda. No, semplice non vale, raccomandata la vita fa. Come raccomandato? Ma scusate, voi volete posto? Opposto. Quale opposto? Ma come avete trovato un posto? Niente di me, tu vieni fresco e abbiamo trovato un posto. Niente di me, ci fatto cellulare e domanda. Ha domandato a chi? Voi? Chilla, ma come si permette? Tu quando parli con me devi dire al signor Sigli, hai capito? Oh posto, volevo posto. Il posto non lo puoi avere, hai capito? Donna no, per favore. Spiegate al genere perché non può avere un posto. State zitto, posto non può avere. Ma voglio sapere perché non posso avere un posto? Perché non può avere? Ah, ci capite perché? Ma perché non lo posso avere? Basta! Ma si state carcerati! No. E un posto non poteva avere! Bravo donna. Siete a me! Dunque, io faccio una semplice domanda. Come fu formulato il voto di Donna Bianca? Ha forse detto farò sposare la maestrina con mio figlio Andrea? Ma sa ci sti fatti? Ha detto farò dare il nome al bambino! Brava Donna Rosa. Ha detto farò dare il nome al bambino, ma non ha detto da mio figlio Andrea. Il riferimento è implicito, avvocato. Infatti, Infatti, Andrea non l'ho mai nominato. Voi queste cose state facendo festa maronna! Donna Rosa, questo non lo potete proprio dire. Tu state zitta e non parlare! Sì, ma perché non posso parlare? Perché mi sei antipatica! Sì, ma perché non posso parlare? Perché ti ha sempre la bocca! Questo non è una pentola! No, è un panzanotto! Questo non è sempre un panzanotto! vabbè, è uno scagliuzzo! Questo è uno scagliozzo! Chiudi sta friggidoria e batta a sottare! La Santa Vergine può mai andare contro la giustizia? Io sono sicura che c'è prova! grazie. Prego! Ha fatto nota al fumato. Dunque, amici, si tratta di trovare un marito disponibile in piazza Stinudalare.
magari che saccia non scema, un'inonata. E chi lo si trovano, come no? Facciamo qualche cosa di soldi ed il gioco è fatto. Il miracolo non viene affatto negato e tutto finisce a taralluccio e vino. Io sono d'accordo con l'avvocato. Tomarino. Naturalmente gli darò una bella dote alla maestrina e gli do pure una casarella. Ma che voglio sto marito che sa sposa. E poi non è detto che questo marito debba essere per forza un minorato. Sì, sì. Potrebbe essere anche qualcuno che so tipo... Come Modestino, per esempio. Bravo! Tutto sommato, Modestino è un simpaticone. E poi, non montanare chista, quando l'hai rivestito, fa tutta un'altra figura. Donna Ro, come si dice? Vi sta ciccona che pare barona. Scusate, signora baronessa, sapete? No, per interesse, ho sentito che voi parlavate di una dote, una casarella. Sapete, io sono il sacrestano e mi posso sposare. Quello è prevede che non si può sposare, avete capito? Modesti, a baronessa e femminicchie se sa queste cose. Baronessa, permesso, una rosa. No. A baronessa parlava in una casarella. E a Lucitella. E chi la fa con l'uccello? Come è creatura che faccio? E sacrifichi nella casarella picceretta. Ma perché la fa scuola di intrattenimento? Oh no, sapete che tipo sono io? Io sono un tipo caldo, un tipo caliente. I 7-8 figli a scaricare con suoi, come se niente fosse, oh no. Modesti, tu una cosa a fa, la tirai e ti ha scaricato tu. Grazie, oh no. Ma mi sembra strano questo fatto, molto strano, ma non trovo... Voi mi direte se la maestrina può accettare o meno. Ma la maestrina è convinta poi di Ma questo, questi perché sono fatti suoi, caro signore. Modestino non mi sembra la persona. Sono fatti suoi, noi quando il nostro compito l'abbiamo assolto ce ne laviamo le mani. Bravo avvocato! Ma no, io certi cose ci credo, Ma l'artrosi, la vostra maledetta artrosi! Oddio! Mamma, noi siamo sicuri perché Andrea è stato circuito dalla maestrina. Sì, hai ragione. Quello Andrea è un ingenuo, è un cacchione. Io l'ho cresciuto con le ovette, coi biscottini. E mo viene Lucrezia a porgermi la roba. Ma che razza brutto che siete tu, ma. Se arriva a casa un figlio e la curtellata a un cima. Chi lo delinquente, la della pazzata coppa curtiello, figlia mia. Donna Rosa, noi ci sentiamo la coscienza perfettamente a posto. Vieni qua, vieni qua, che casa sta vero io. Donna Rosa! Oddio, Donna Rosa! Oh, me l'ha chiesto in terra. Ma come mi permettete? Ma Volete dire insomma... la signorina Celeste Selletti? Me l'ha preso te. Bianca, fate le corna! Tutti quanti, fate le corna! Io sto qua. Oh, Papa sta a Roma e o vescovo sta in da villa vostra. Uè, è venuto il vescovo? Sì, signore, ho trovato una donna bianca come si sta incazzando. Evita, i vescovi non si incazzano, tutt'al più si arrabbiano. Zitto, non è la stessa cosa. Andiamo via. No, H, che sul braccio che mi fa male. Non sapevi, non sapevi. E non abbiate paura per le minacce di certe civette. La Madonna sempre sia lodata. Non manda guai a nessuno. La Madonna sempre sia lodata. Sa bene quel che fa. La Madonna. Che ti fai spozzare la coscia? No, non è la Madonna. Sono gli occhi di una civetta come voi. Civetta! Fuori! Madonna mia, se non mi sta subito addossando. Modestino! Tras, ma che è? Donna Ro, ho visto tutta questa gente e sono entrata dalla porta del giardino. No, ma non ti preoccupare, ci sto che ti difende a sette, Nine. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi è sempre padre. Oggi è sempre. Padre, sono venuti tutti i membri della circonvallazione. Chi? Il sindaco e la baronessa. Scusate, volete dire i membri dell'associazione? Padre, come volete voi? Sono venuti a portare un messaggio bello, chiaro, chiatto. Anit che sta arrivando Kill là, come si chiama? Ma non mi viene un nome, padre. State calma, donna Rosa, state calma e cercate di ricordarvi bene. Sta venendo? Coppola rossa, che diventa una cupolella a cadrete. Il vescovo! Da passano, non mi vedevo Ma nome. che dite, donna Rosa? Andiamo di là, che è morta Cecca Rossa. Dinè, subito venimmo, non ti Ma ci preoccupare. devo- Sì, padre, annunciamo, mamma fusta.
sono tutti in festa e quindi mi sono ripulito un po' anch'io. Ah, ma che c'è? Niente. Guardate quante lusinga dice quella donna bianca. Ha calunniato che io sono un bell'uomo, un uomo simpatico. Quella mica è una calunnia, Modestino. Anzi, io penso che voi da giovane dovevate piacere. Già, poi sono vicciarie, vero? Ma che c'entri? Siete di mezza età. Ah, sì? Eh. PCP. Voi non potete neanche immaginare io quanto voglio bene il bambino. Avete un carattere paterno. Sì? Ma mi posso sedere un po' vicino a voi così parliamo un po'? Certo. Ninna nanna ninna, questo bimbo a chi lo darò alla Befana che lo tiene una settimana, lo darò all'uomo nero che lo tiene un anno intero. Ninna nanna ninna, questo bimbo a chi lo darò alla Befana che lo tiene una settimana. Modestino, ma sapete che voi cosa ho sempre visto? Che cosa? Un padre, in voi un padre, in Donna Rosa una madre. Ma padre del bambino? No, padre mio, se no dicevo un nonno. Casa mano in casa. Signorina Ninetta. Signorina Ninetta. Dite. No, ma come ci sei? Certo che ci sento. Dunque, vi stavo dicendo. Dite, ci sento. E come faccio a parlare sua sempre? Oh! Dunque, alle volte. Alle volte. Ha una sola voto però. Non solo la gallina vecchia. Non solo la gallina vecchia, Ma anche il gallo vecchio. ma anche il gallo vecchio. Fa buon brodo. Dite. Ho capito, scusate, ma sto creatura che anni sei? Ma quella è piccolina. È scustumata però. Ma come scusate? Si capisce, non sta parlando che si sta a chiacchiere. Modestino, ma lui non capisce. Questo mi dispiace. Ma è microcefalo? Ma quale microcefalo? Quello è troppo piccolo per capire. Ah, è piccolo perciò non capisce. Come si chiama? Gerardo. Ah, Gelardo. Gerardo. Bravi. È Gelardo. Signori, ma sto chiamando un creatore perché rispondi da uno. Ma perché quello è piccolo, non può parlare. Ah, è piccolo, non può parlare, non mai, non dorme, non ride. Siamo solo gli anni, non sto creato. Dunque, vi volevo dire, sapete perché io non mi sono mai sposato? Perché? Mamma mia, guarda, sto creatore mi stava facendo niente per dire dove stomaco. Vi stavo dicendo, non mi sono mai sposato, perché era fatto il voto alla Maronna e fa sta zitta sto creatura, Non mi sono mai sposato perché ho fatto un voto alla Madonna di sposare una ragazza madre. Che bella cosa, Modestino, che bella cosa. Vi disse di no. Che se ne capite proprio io. Signorina Ninetta. Andrea. Mi finite palla. Modestino. Me ne devo andare? No, il bambino, ve lo tenete un attimo. Puro? Vai con nonna, mamma, vai. Puro no, ma già. E va, che c'è vuoi dormire? Che c'è? Vuoi dormire? E c'era. Ma dai, non si addormenta. Non lo sapevo. Quella tiene fame, provate con questa. Pulissimo, le fa. Vabbè, allora facciamo una cosa. Io do da mangiare al bambino mentre vuoi parlare con il marchese. No, baroncino. Ah, siete barboncino? No, ho detto baroncino. Ah, baroncino. E chi le pode passare a guardare un echisto, quello non si direbbe. Quello è baroncino, avete capito? E vabbè, allora io do da mangiare al bambino, ok? Come vi chiamate? Andrea. Andrea. Vabbè, allora io do da mangiare al bambino mentre parlate con Andrea. Facci pezzi a te, ma che c'è, non lo vuoi? Ma forse è troppo caldo, fai? No, anche piatto, ma che c'era? C'era che le fu? C'era la voglia di piangere, secondo me non è proprio niente, Mamma è sempre più ostinata. È diventata di ferro. Certo, tua madre è di ferro e tu sei di caglia. Mi disprezzi fino a questo punto. Ma che ti disprezzo, Andrea?
Sì, mi scuso, donna Rosa, ma voi non dovevate insultare donna Bianca. Questa, oltretutto, è la casa di un sacerdote. Questa era la casa di un sacerdote. Adesso è diventata un'alcova per gli innamorati, è diventata. Scusate, padre. Sì, mi scuso. Io scuso a tutti quanti. Sono io quello che nessuno verrà a scusare. Ma che stai facendo? Sto dando da mangiare al bambino, va! Ma tu te lo stai dando negli occhi! E poi tanto che sempre mo qua, mi va bene. Sta mangiando, sì, sta mangiando! Una fame da lupacchiotto! Va bene, io me ne vado, devo andare dal vescovo. Padre, scusate, Sì? una domanda. Dimmi, figlio. Si può avere antipatia per la propria madre? Ma che dici, figlio mio? Che cosa dici? Vieni qua. Siediti vicino a me e fatti dare del tu, come quando avevi i calzoncini corti e facevi il chirichetto. Tu stai succhiando veleno come se fosse miele. In nome di Dio non lo succhiare! Non lo succhiare! Padre, ma quella è diabolica. Ma che diabolica! Ti vuol rendere felice a modo suo, ma è sempre quella che ti ha dato il latte. Sì, ma ora mi dà il filo a mano. E tu non lo succhiare! Non lo succhiare! Ma come vuoi che ti sta a me? Padre, io le do un brutto dispiacere. Io me ne vado dal paese e non torno più. E che cosa risolvi, figlio mio? Che cosa risolvi? Che tu vai a qua e a là. Che cosa risolvi? È inutile che cambi posto. L'occhio di Dio ti segue ovunque. Ma fatene poche che fatte tu, con piacere! Padre, voi dite parole giuste. Allora faccio qualche sciocchezza, io faccio qualche sproposito. Ma che cosa dici? Ma quale pensiero ti fai venire? Questo è l'ultimo dei pensieri. In nome di Dio non lo succhiare! Non lo succhiare! Modestino! Padre, che è? Sono stato incappato a moribondo, io non è morto fa. Ho preso un coppo di freddo e mi vedo un po' di tosse, che volete? Ecco la tosse, vedrete il bambino in braccio. Date a me, date a me. L'ha succhiato tutto. Chi lo pareva una zuccarola, pare? Padre, io non ce la faccio più mangiare cuccare poco. No, ma che cucca? Che cucca dobbiamo andare dal vescovo? E non ha dormito proprio, padre! Per piacere, dammi un coppetto qua. Ma che ti dici? Ah, c'ha fruttini, subito, vai. Donna Rosa, dove andate? Ah, padre, io ci ho fatto il telefono al dottore. Mi deve dare una settimana di... Mi ha fatto certificato perché questa donna ha troppe prede sopra il fegato, e poi me la faccia vicino. Ma senti da me, toglietevi il cappello, donna Rosa. Ah, padre, mi ci ho fatto il telefono al Ma dottore! non mi interessa tutto questo. Toglietevi il cappello e andate dentro. Uffa, padre, come state nel muso, però? Ah! Ma non è possibile tutto questo. Oh. E voi smettetela di tubare. Qua se viene la baronessa succede il finimondo. E io l'affronto. Bravo! Io sono stufo di avere sempre paura di lei. Sì, io l'affronto. L'affrontiamo insieme? O con Ninetto o con nessuno. Il dilemma ha due corna. Eccomi qua! Scusa, me l'ha presa a me! Il vescovo, avete visto? Se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto. Sì, signor, sì, sta vedendo burro, sindaca la baronessa. Mamma! Vescovo. Vieni, Ninetta. Usciamo dal giardino. Ma è questo il guaio, io non tengo un bambino, tengo due bambini. Accomodi Eminenza, prego. Venga Eminenza, venga. Pace bene a questa casa. Prego Eminenza, prego. Pace a voi, Eminenza. Attenzione, Attenzione. noi forse non la meritiamo. Don Sandro, vi chiamate così, è vero? Sì, eccellenza, ma prego, accomodatevi. Sì, Prego Eminenza, prego, accomodatevi. eccomi qua, ecco. Oh, benissimo. Voi tutti sapete quale situazione di disagio mi ha fatto sentire il dovere di venire qua. Sì, eccellenza, lo so. Dirò brevemente perché il tempo mi tiranneggia. Altre cose, più gravi occupazioni mi chiamano altrove. Per prima cosa devo muovere un asperrimo rimprovero a Donna Bianca e a suo figlio. Eccellenza. Cugina carissima, vostro figlio ha compiuto un'azione indegna, un peccato grave. Dov'è la ragazza? Ah, eccola qua, eccellenza. Mi vede bene, ma se l'è in mano. Eccellenza. Povera e tenera pecorella, capitata da un branco di lupi. Maronna, come l'hai detto bene, è lupo, è lupo. Il Signore abbia pietà di te, come io ti accolgo nel mio cuore paterno. Eccellenza, noi volevamo... Silenzio, per favore. Ti è avvocato.
Eccellenza, se ho sbagliato, vi chiedo perdono. Lasciate, vi dispenso dal baciarmi la mano. Chi si sopravva dovere, bi? Il perdono è di Dio, io sono veramente indignato. Ma sta facendo arregliare. Eccellenza, permettetevi di insistere. La schiena, un dolore fortissimo dietro la schiena. Piano. Piano, va bene così. Va bene. Eccellenza, mi permetta di presentarmi. Io sono il sindaco di Pietrascura, Vittorio Scaraccione. Lo so, me l'avete già detto 3 volte. Perdonatemi, io pensavo che in tutta questa baraonda lei non avesse sentito. Piuttosto provvedete a migliorare le condizioni delle strade. Per salire qua su mi è venuto il mal di macchina. Eccellenza, io faccio tanto. Noi facciamo tanto, ma eccellenza non mi danno, non ci danno i soldi, eccellenza. Purtroppo non ci aiutano. E adesso, caro sindaco, che cosa vogliamo organizzare? Avvocato, io organizzerei una grande festa in onore di Sua Eminenza e del miracolo che, come noi siamo convinti, lei accetta. Chi ha detto questo? Chi ha parlato di miracolo? Qui non c'è stato mai nessun miracolo. Niente nella improvvisa guarigione di Matilde giustifica l'uso della parola miracolo. Eccellenza, ma allora io sono sciolta dal voto fatto alla Santa Vergine. Ma certo. E Dio vi benedica. Ma non capisco, ma chi si sta dando tutto ragione? Dovere umano di vostro figlio sarebbe quello di condurre all'altare la ragazza che ha violato. Volevo dicere. Ma noi possiamo deplorare, pregare, piangere per loro, ma non possiamo condizionare le loro scelte con delle bugie, per non dire con delle frodi. Ma eccellenza, veramente... Lasciatemi parlare. Se voi, come mi avete detto, volete propiziare un matrimonio di sistemazione per questa giovane smarrita, sarà un atto di generosità, finalmente degno di voi, del vostro nome e della vostra famiglia. Ma non vi corre nessun obbligo a farlo. Ma chi sta a bere che saranno tutto ragione? Siete d'accordo? Eccellenza, veramente... Siete d'accordo? Sì, eccellenza, sono d'accordo. Qui non c'è stato mai nessun miracolo. Il rispetto della verità mi impone di dirlo. Eccellenza, è il trasferimento di mio figlio da Torino. Il trasferimento di vostro figlio da Torino fu ottenuto per interessamento di Don Sandro presso un influente e caritatevole prelato. Eccellenza, e mio figlio a scuola? Vostro figlio a scuola superò l'esame non per grazia della Vergine, ma perché raccomandato da Don Sandro all'insegnante che conosceva. Eccellenza, ma hai vincetti pure la lotteria del Sacro Cuore? Io avevo bisogno di soldi. Andai da Don Sandro e Don Sandro mi ricetta: prenditi un biglietto della lotteria, vedrai che la Madonna ti fa un miracolo e ti farà vincere. Il biglietto! Indovinate che numero mi accetta? Il numero 13. Sì, signore, il numero 13, proprio lo numero mio. Ma voi come lo sapete? Ho trovato in sagrestia il panierino di quella vostra lotteria. C'erano dentro 90 numeri, tutti 13. Madonna mia, che imbruglione! Mi fece pezzo di legge! Mi fece imbruglione! Mi fece pezzo! Quanto imbruglio! Ah, finalmente, posso battere la moglie. Ma già scupai tutti gli arretrati, ma già scupai. Madonna, che brucio! Eccellenza, sono colpevole. Chiedo il permesso di allontanarmi, eccellenza, non mi sento bene. Capisco il vostro stato. Come fratello vi chiedo scusa. Come vescovo vi rimprovero. Ninè, diamo un gemma, che due peccatrici come noi non possono stare in mezzo a tutta sta cuppatura di gente onesta. E voi sentite a me, levate a velle sta scarpa e menatela in faccia a qualcuna. Ma chi è questa donna? Il cane di Don Sandro! Ah, tu state zitti che come stiamo posso rubare la mozza. Donna Rosa, vi prego. Ah, non ti preoccupare. O cane se ne va che ancora in mezzo e coscia. Donna Bondia! Diamo un gemma, Ninè. Diamo un gemma. Ma ne è venuto camera,
potete permettere simili confidenze? Che c'entrano un abboglio? Eccellenza, sono colpevole. Molto, molto colpevole. Eccellenza, di che mi è permesso mi voglio confessare. Ora? Sì, qui. Voi partite ed io mi voglio confessare. Qui? Sì. Sento il dovere di dirvi delle cose, eccellenza. Dei pensieri peccaminosi che mi passano per la mente. Ve ne prego, sono escapazzo. Ve lo devo dire subito, eccellenza. Guardate, è come se fossi in punto di morte. Beh, in un caso così urgente non posso sottrarmi al mio dovere. Vi prego, lasciatemi solo con lui. Eccellenza, perdonatemi. La vostra venuta a Pietrascura ha portato una luce Vediamo radiosa. tutti gli discorsi, sindaco. In nome di Padre, Figli e Spiriti Santi, dimmi, Sandro, qual è il pensiero peccaminoso che ti passa per la testa? Che tu sei un grande disgraziato, ipocrita! Ma che dici? Bada, io ti farò! No, tu non farai proprio niente, perché questa è confessione e tu mi devi sentire e ti assasini. Tu non mi riferisci proprio a nessuno, né per iscritto né a parole, perché non puoi tradire il segreto della confessione. Ed è per questo che ne approfitto per dirti che sei un miserabile e non vali niente né come uomo né come sacerdote. Ma come osi? Ho conosciuto vescovi e cardinali che erano degni dell'abito che portavano. Dinanzi a loro io mi inginocchio e non gli bacio soltanto le mani, ma gli bacio anche i piedi. Ma tu no. Tu personalmente non lo puoi portare questo vestito! Basta! Non ho finito ancora, mia Santino! Sono colpito. Ho inventato qualche miracolo, è vero. Ma questi sono contadini. Hanno bisogno di vedere ogni tanto qualche segno concreto della misericordia di Dio. Se no la fede se ne va, si perde. Io ho portato la pace e la serenità in molte famiglie. Tu invece sei venuto a fare la giustizia cattiva contro la menzogna buona. Hai distrutto tutto quello che io avevo creato. Li hai resi infelici. Questo è un peccato di lesa umanità. Ma la Chiesa non può vivere sull'inganno o sulla bugia. È vero, è vero, è vero. Ma tu non ti puoi nascondere dietro queste solenni parole. Tu l'hai fatto per interessi di famiglia. Nessuno ti ha mandato. Donna Bianca ti ha chiamato e tu sei venuto. Sei sceso in campo con tutti i tuoi parametri contro una povera ragazza, contro un bambino innocente e contro la fede ingenua dei contadini. Questo è un peccato gravissimo e Dio non ti assolvo! Ma sono io che non ti assolvo! E non me lo porto, non me lo porto! Io mangio ma che sta scarpa lancia! Dove la vuoi buttare? Faccio muro! Ah! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! Ma è assurdo! Vieni qua, dove vai? Anzo, in questa casa non si riesce mai più prima di giorno a sé. Ma non ci sta mai rispetto, quello che dorme. Ma non capisco. Maestà, Eminenza, scusate. E tu chi sei? Io sono il sacrestano di Don Santo. Eminenza, che è successo? Avete gridato? L'abbiamo visto correre e scappare, Eminenza. Ma chi Don Santo? Sì, e stava anche con un piede scalzo, Che l'ha potuto brascare? Ah, Ma c'è morto subito questo. Non sa. Eminenza, Eminenza, come state? State bene? Sentite bene? Bene, bene, non vi preoccupate. Ho dovuto dirgli parole molto dure. Una salutare tiratina di orecchie. Beh, adesso devo andare. Il mio autista si sarà addormentato. Cara cugina, Eccellenza. cari amici, porto con me un caro ricordo di tutti voi. prego Eminenza, vi accompagno. Grazie Assessore. No, Eminenza, Sindaco Vittorio Scartaccioni. Già, beh, che la pace sia con voi. E con il suo spirito. Prego Eminenza, prego, andiamo. Prego, Eminenza. Prego. No, attenzione. Donna Bianca! Celeste! La verità e la giustizia, come sempre, hanno trionfato. Bravo avvocato! La verità e la giustizia come sempre. Hanno trionfato, l'ha già detto l'avvocato. E io mangio tagliare. Eccomi qua! Ho portato i dolci e lo spumante per festeggiare. Molto bene. Allora, signor Sindaco, dove andiamo? Certo, A casa andrà a casa di Donna Bianca. Un momento. Dobbiamo chiamare Don Sandro. Dobbiamo fare la pace. Sì, dopo tutto è sempre il nostro parroco! Va bene, allora festeggiamo qua. Su! No. Sindaco, sturate. No, ma mi sembra troppo festeggiare in casa di un sacerdote. Speriamo.
Va bene, studiamo, Il zeppo non si studiamo. mangia le camere, non si mangiano Va proprio. bene. Ha ragione l'avvocato, il zeppolo si mangia una camera. Ah, sempre ragione l'avvocato. Va bene. Prego, eccomi qua. Signori, un brindisi? Ci volevano intancare, ma non ci sono riusciti. Brindiamo a questa nostra grande Vittoria! vittoria! A noi! Oh, caro assessore, sindaco! Ma vedi tu Samuino? No, niente, sarà la gente al passaggio del vescovo. Certo, stanno festeggiando, tutto il Esatto. paese Però sta guarda un po' che festeggiando. esagerato, tu Ma Samuino. che c'è donna Rosa? Ma che c'è donna Rosa? Madonna, Don Sandro, Io sono il sindaco, devo sapere! è uscito pazzo! È uscito pazzo maricchione. Ma che stai facendo? Si stai spionando lui, mi sapevi? Peggio! Si sta bestemmiando! Peggio! Ma che stai facendo? Calmati Elvira, calmati! Sta dicendo a tutto quanto Sorome e Camorra. E che vuol dire? E tenere una sorella da Camù. Ma che avete capito? Poco tempo ha detto Sodoma e Gomorra! Ma chi sono? Ci sono chi sono? due città maledette distrutte da Dio! Adesso secondo lui siamo tutti quanti sodomesi e gomorresi. Ma pure io! Peccato, adesso è peccato. Sta gridando i peccati per mia io! Ma i peccati di chi? I peccati che diciamo noi in confessione! Sta spiegando a tutto il paese. Andaci come permesso Papa! Calma, manteniamo la calma. Ha ragione l'avvocato! Manteniamo la calma! Ha sempre ragione l'avvocato! Sempre! Va bene! Anzi, mo sai cosa faccio io? Mo noi vado dentro. E così io sai che faccio? Mio marito lo vado a cercare perché mio marito sicuramente mi sa per ricevere qualcosa. No, vieni qua, dove vai? Elvi, si tratta di problemi, se mi hai la piazza, se ricordo il passaggio, senti che succede, Elvi? Vitto! Chi lo marito mi tiene in mano lungo vatto, prego! Io lo vado a cercare, così la porta ancora la di freddo! A ti prego, ti posso capire io. Se fatto prego, che ne sapere che dice Don Sandro. Un marito che si tiene l'occhio che c'è non occhiali, e Calmatevi, noi siamo di cristallo. Ma insomma... ma se sta bene la cristalliera! Ma insomma, la volete finire? No, io voglio parlare! Zitta! Avvocato, ma io mi vedo un poco nervoso! Io non sto nervoso. Oh. Io non sto nervoso, non mi nervosisco mai. E poi io non mi sono mai confessato. No! Tu non ti sei mai confessato! Ma io sì! Cosa c'entra questo? Come potevo confessare i miei peccati senza confessare anche i tuoi? Certi peccati si fanno in due! Ma come? Tu e l'avvocato! Gesù! Modesti tutti e due facevano il corno vecchio! Brutta schifosa porcellona! Sei scandalizzato Maria Goretti! Signorina! Ma per favore! Donna Bianca! Ma per piacere! Non facciamo scandali! Ma quali scandali! Proprio questo sta dicendo Don Sandro. Volete sapere perché la signorina Celeste le Sellitti bambini non ne ha? Lo volete sapere? Perché se piglia pannulella. No, è un falso bugiardo! Lo volete sapere perché Celeste e Sellitti bambini non ne ha? Non parto. Perché sono sterile! Come sterile? E tutti quei soldi che ti ho dato per abortire? E tu ti pigliava a me! Bianca! Ma io da te volevo solo amore platonico, Bianca. Sì, perché avete tendenze omosessuali! Io? Ma che dico? Ma che... Che me ne facevo Ma non è dell'amore vero. platonico? L'amore è fuoco! La me pumpera. Ah, la carne! Ah, voi l'avete a fare questa carne! E tutto quanto la carne già l'ho trovata! Sì signore, lo confesso, mio marito mi ha cenato qualche ciuccio per vedere. Ma qua ci sta che ha fatto di peggio. Sì, ha detto Don Sandro che il sindaco Scardaccione... Non ha detto niente.
Niente! Niente? No. E i 3 miliardi della strada? E veramente dicete pure che essi non pagavano manca seggi e rinda a chiesa lo s'assettava. Va bene, ho preso qualcosa, ma li ho presi per curare a mamma. Oh, tenevo l'influenza, mamma. E per curare l'influenza di mamma ci voleva un momentino 3 miliardi di aspirine. Ma voi non potete capire, voi non sapete che cosa passate, che la povera femmina. E intanto facevate il cascaporto con Donna Bianca. Avvocato! Chiama donna Bianca, tutto paese lo sa. In quella buia se potesse scrivere una volta un libro i primi 100 anni della mia vita. Come vi permettete? Baldracca! Baldracca a me! Lascia sciappare la sangue! Lasciamo. Stai calmato, stai calmato, stai calmato. E non finisce qua! Ma non si vede, va bene. E le candele, non si vede. Ma sono problemi. Sto calmo! Stiamo State ancora qua? Sì, Don Sandro, ma andiamo via subito, andiamo via subito. Non mi sento bene. Mi sento in uno stato di confusione mentale. Non mi ricordo niente più. Ho già perso la scarpa. Ma ve l'ho portata io, non vi ricordate? Poi mi sono addormentato. Si è fatto tardi. Modestino, suona le campane. Din don no. Voglio dire l'ultima messa e poi me ne vado. Sandro, di voi che viene a questo punto? Stanno tutti chiusi nelle case. Non ti preoccupare. Qualcuno viene sempre. Qualcuno ci sta ancora. Gente, ho una non vera notizia da darvi. Notizia? Mio marito dice che non è vero che il paese è impazzito. Non è vero. No! Aiuto! Sandro, si era sparsa la voce che strillavi i peccati della gente per strada. Io? Ma che sai chi legge questo? Ma come io dicevi i peccati della gente? Ma si dà asciutto pazzo. Lui si è asciutto pazzo. Non si ricorda niente. Non sa, ma noi stavamo in mezzo a piazza io e mio marito e non c'era proprio nessuno. Siamo tutti quanti chiusi in casa loro. Ma perché oggi è domenica, c'è la partita. È giusto, è giusto. Gente che gridava, macchine che correvano, gente che applaudiva. È normale, ma perché il Napoli ha vinto. Ah, Ma allora era tutto falso! È normale che è tutto falso. E mi volesse sapere chi è stato. Ho capito chi è stato. Donna Rosa. Anche Modestino. Oh, padre Giove, che ne quando c'è sempre lui che la mamma sa, che la mamma batteva sempre. Non sa, i va su dei campani, subito vai. Donna Rosa, non ci posso credere. Guardate, questa volta l'avete fatta grave, Donna Rosa. Io mi vado a cambiare. Voglio dire l'ultima messa e poi me ne vado. Sono Modestini, suona. Qualcuno viene sempre. Qualcuno ci sta ancora. Ma allora non era vero niente! niente, non era vero niente. Donna Rosa, perché avete fatto questo? Avvocato, ha sapito la canzone Pullicinella? Quando mare grosso e stende in besta, tutta la porcaria somma a galla. Ma quale porcherie! È volata qualche piccola parola. Sì. Ho detto bene. Bene, è bene. volata. È volata qualche parola per una questione di nervi. Sì, di nervi. Ah, la gelosia, quante cose che fa dire! Amici, quello che si è detto in questa casa l'abbiamo sentito soltanto noi. Certo. Mettiamoci una pietra sopra e scurdiamoci tutto questo. Un momento, ce n'è una che ha sentito pure lei ed è una che ha la lingua molto lunga. Ma state parlando di me? Ma non vi preoccupate, io non ho sentito proprio niente. Brava! Brava Donna Rosa! Sì, voi non lo sapete, quello che succede in questo paese. A me, a sta recchia mi trase, ma a che sta recchia mi esce pure. Però mi ricordo bene quello che ha detto la baronessa. Ha detto farò sposare mio figlio con la maestrina. Che volete, a sta recchia mi è trasuto, ma a che sta recchia non mi è sciuto. Ma guardate, ha sentito l'unica cosa che nessuno mi ha detto. Oh, proprio
piacere, state zitta e non parlare. Forza. Ah, comunque io tengo testimoni di vacanza. No, può piacere, stesso, può piacere. Donna Bianca, chiedi, ascolta Bianca, ascolta. Se Donna Rosa va in piazza e dice quello che è successo qua dentro, siamo rovinati. siamo rovinati! Io non ho detto niente. Ma voi avete sentito quello che ha detto la baronessa? Sì, l'avete detto, l'abbiamo Sì, sentito. farò sposare mio figlio con la maestrina. Madonna, ma voi mi facete scipazza. Assessore, voi l'avete sentito? Sì, l'ho sentito. Sindaco, voi l'avete sentito? Certo che l'ho sentito. Celeste, voi l'avete sentito? Sì, l'ho sentito. Donna Bianca, l'abbiamo sentito. Che avete mai sentito, Donna Rosa? Trasit, che la baronessa vi può parlare. Trasit. Ma non è. Allora ci volete dire che le cavi dritte. Ah, ci volete dire. Aita baronessa che farò... Un momento. Mi sono ricordata. Ah, se ricordate, Ho detto, farò sposare mio figlio con la... maestrina. Perché? Ho ricevuto la grazia. No, barone, a darlo al capo, che can vanno sentito. Proprio come ha detto Don Sandro. Aveva ragione, Don Sandro. Rusandom aveva ragione, Hai Rusandom. fatto la profezia. Nine, entrasi, che la baronessa ha consentito. La baronessa ha consentito. Mamma! Nine, la chiama mamma. Signora baronessa. La gente che la chiama mamma. Figlia di Che? mamma sua. Don Sandro! Io non sono più degno. Non sa venire, oggi suonate il campano, che le sta chiesa chi ne c'è? A niente che non se lo vanno, fino a quando non bevono benefattore loro, ma mi ha mangiato. Destino, non posso continuare. La gente si aspetta da me dei miracoli, delle grazie, e tutto questo non è vero, Modestino. Ma che state dicendo? Che la gente di sto paese, la grazia più grossa già la avuta. Sì, devi a voi per parrocchiare, ma soprattutto a me per sacrestare. Gesù, Gesù, Gesù. Viva, aspetta. Padre, e la notizia più bella è che la baronessa qui presente si vuole sposare l'avvocato. Ah, che bello. Io questo non l'ho mai detto. È vero, non l'ho mai detto. Se voi avete sentito quello che ho detto io, anch'io ho sentito quello che avete detto voi. Andiamo, avvocato. Donna Rosa, qua. Donna Rosa, qua. Donna Rosa, qua. Donna Rosa, ma che avete combinato? Oh, niente, padre, ma che ci combinate? Chi le potevano a mettere tutto quanto sotto i piedi? Io ho già aperto il libro di stile, no? Io ho già stracciato che la pagina che ho sbagliato che c'è stile, ho già visto tutto quello che stava in capo a me. No, ma che dite, Donna Rosa? Il destino lo scrive soltanto Dio. Padre, in un momento l'ha già scritto, poi dice parla.
Buonasera, grazie della presenza. Io volevo solo fare dei ringraziamenti perché per poter preparare uno spettacolo del genere non siamo soltanto noi che siamo qui sul palco, ma ci sono tante altre realtà che ci sono. E vogliamo ringraziare il gestore del teatro Renato Virgilio, l'associazione Arca che ci ospita, per un anno ci ha ospitato per questa commedia, le nostre presentatrici Valeria Variale e Daniela Zuccaro, il service della ditta Sgambati, l'amico Pino Caprio, il fotografo, l'amico Pino Caprio, grazie Pino, la tesoriera dell'associazione Antonella Milano, le truccatrici Silvana Bocchetti e lascio la parola al regista Pasquale Catena. Grazie, molto calorosi stasera. Grazie, senza di voi non si va da nessuna parte. Adesso voglio presentarvi 3 new entry della nostra compagnia. 3 new entry. Salvatore, Vinci Guerra. Prendi l'applauso, dai. Viene da Marano. Dove sta? Salvatore Simioli. Bravo. È un'altra persona che ci ha aiutato veramente molto. Polisano, Gennaro. Grazie Gennaro. Volevo fare un ringraziamento personale a questa magnifica compagnia. Mi hanno supportato e sopportato. La massacrata, ma mi hanno pure massacrata. Grazie ragazzi, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. Sigla!